Dai. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loiane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale, senza di lui non sappiamo star bene. Allora, vediamo chi ci sta. Pasquetta. Ovviamente c'è Angela, io non mi ricordo come mi chiamo, non mi ricordo come si fanno le live, vediamo se ci ricordiamo insieme. Meno male abbiamo vinto, amici bellini, grazie Matteo, Matti il biondo, perché ho questo godimento con la voce un po' nasale, però io così a fine anno calcistico non ci arrivo, ultimi 15 minuti sono stata una sofferenza incredibile, ma nemmeno più di tanto. Onestamente, sì, ti abbassi perché ti abbassi che loro hanno messo Leao, Pulisic, Loftus-Cheek, tutti, però quello che veramente secondo me si può contestare è il primo tempo. Il primo tempo il Napoli non mi è piaciuto, il secondo tempo sono cresciuti tutti quelli che non mi erano piaciuti tanto nel primo tempo. Anghissà è cresciuto moltissimo, lo stesso Giovane che non stoppava un pallone e che invece è cresciuto nel secondo tempo, e anche Scott che aveva toccato poche palle, però vabbè, la penna è andata, usiamo il pennarello. Però sono cresciuti tutti, arriva il gol di Politano, Alisson cambia il volto onestamente di questa squadra, perché il primo pallone che tocca stoppa e se ne va, è la qualità che ti serve, è la qualità per spaccare le partite bloccate. Sì, assolutamente sì, e va tenuto presente. E che bello, onestamente. Andiamo no, a prenderci lo scudetto. Cioè, voglio dire, il Como non è riuscito a fare nulla contro l'Udinese. Mo' con l'Inter, vediamo, il calcio è imprevedibile. Il calcio non si può sopportare più. Però io questo volevo battere il Milan, mi volevo togliere la soddisfazione. Avevamo già ribaltato la sconfitta dell'andata con la Supercoppa, già mi sentivo soddisfatto, però più 3 classifica Guido, importantissima, scavalcato il Milan, adesso facciamo quello che si può fare. Se ci riusciamo a gasare, a fare risultati dopo risultati, va benissimo, e vediamo se quelli inciampano. Non credo, perché hanno dimostrato anche contro la Roma, una Roma un po' inguaiata, onestamente, in Italia di essere ingiocabili. Però va bene così. Quanto sono importanti le possibilità dei cambi? Sì, amico mio, DDF World, perché ti giri, se hai un Alisson che ti può spaccare la partita, lo puoi mettere. C'era Alisson e Elmas alla fine, e Politano, non ce lo dobbiamo dimenticare, perché voglio, è uomo partita, volente o nolente. Non aveva cominciato benissimo il primo pallone toccato, non è stato eccezionale, il secondo è stato il fallo, e il fallo mi piace, però ha fatto quello stesso gol che aveva fatto nell'altra partita, quel tiro a volo di sinistro sul secondo palo, ce l'ha come sue possibilità, 2 gol all'anno, e l'ha fatti nel momento giusto, quindi bisogna dare anche merito a Politano, e sì. E poi l'altra riflessione è che il Milan magari non erano al meglio, Pulisic e Leao, però almeno loro in panchina ce l'avevano. Se tu parti senza Højlund, le difficoltà insomma del primo tempo quelle sono state, perché abbiamo più o meno fatto lo stesso tipo di lavoro con Giovane e non funziona allo stesso modo. Penso vi siate resi conto dell'importanza di Højlund, che fa sia quel lavoro spalle alla porta, sia la profondità, la freddezza, la velocità, perché Giovane aveva avuto quel pallone che poi viene contrato da Pavlovic, e purtroppo non è stato il caso. Quindi c'è chi ha solo la profondità, c'è chi ha solo il lavoro spalle alla porta. Højlund ha un po' tutte e due le cose, ed mo è capitato il virus in destina, così ce l'hanno raccontato, però era inevitabile che qualche partita pure nel finale la dovesse saltare, quindi io mi sono reso conto, se ce ne fosse bisogno, della sua importanza. Giovane molto bene, Alisson non ha paura di nulla. No, infatti Alisson è quella sfrontatezza che ti serve là, e Conte lo ha detto chiaramente, ha detto io lo cazzeo solo se lo vedo timido, deve puntare, ce le ha le possibilità,
passaggio no look per Oliveira è bellissimo, quell'incoscienza del giocatore di fantasia che serve assolutamente. Giovane, primo tempo non mi era piaciuto, ma nel secondo tempo è cresciuto molto, e quel tiro che fa, dove tutta la potenza, quello andava in porta, e fa una grande parata Maignan. Quindi se è vero che nel primo tempo un po' più loro, qualcosina in più loro, anche se pure il tiro di Spina non è da sottovalutare, che non è andato fuori di molto, c'è stata quell'occasione per Pavlovic, però nel secondo è meglio noi, onestamente. Ciao Drugo, finalmente un po' di sano calcio, partita molto equilibrata, risolta grande, grazie ai cambi, meno male, Santo Politano. Siamo ancora vivi fino all'ultimo chilometro, siamo in Champions 100%, ma proprio matematicamente? Oppure stai dicendo come cosa? Perché può essere che come cosa uno dice sì, te la senti? Fammi capire. Valeria! Allora, vediamo tutti perché c'è follia. E grazie mille sempre Valeria. Rasmus, ma pure con il pannolone o con un tappo. Il prossimo movimento di pancia deve stare in campo, non c'è impepata di cozze che tenga, è imprescindibile, e sono d'accordissimo. D'altra parte magari un guaglione è debole di stomaco, perché anche un'altra volta Conte l'aveva detto chiaramente in conferenza, che era proprio i arre, cioè. Però così, quando poi viaggi, alle volte, non lo so se è capitato anche a voi, anche se mangi bene, mangi normale, gli ingredienti sono diversi, il cambio, ma questo se è un virus, non è che ti è venuto un po' di liquidezza, non voglio farla facile, però a me è capitato, vengo in Italia, mangio bene, il cambio di alimentazione rispetto all'America, dice, il corpo dice, aspetta, fammi ripulire tutto, così ci riabituiamo ad altri ingredienti, e stesso quando ritorno qua, perché ci fanno mangiare schifo, vabbè. Bene, Pulisic, Leao e compagnia cantante non appara l'impatto di Alisson. Sono d'accordo, è stato un acquisto veramente forte. Io con un po' di ironia avevo fatto il video su Alisson dicendo esulta come Leao ma somiglia a Mbappé, cose vere. Però è nell'attesa di vedere che impatto potesse avere con noi, con il campionato italiano, con la maglia del Napoli addosso. Anche perché non aveva giocato partite da titolare con lo Sporting, aveva fatto l'impact player più in Champions che in campionato, eppure anche il ruolo se lo ritaglia, perché anche giocando da numero 10 da sottopunta nel 4-2-3-1, alla fine lui finisce un po' più esterno. Tant'è vero che Conte dice prima a Spinazzola e poi a Gutierrez di finire loro più interni, perché bisogna rispettare le caratteristiche dei calciatori. Se i calciatori hanno certe caratteristiche, tu ci puoi lavorare su, li puoi migliorare, ma snaturarli per continuare con un sistema di gioco che è il tuo preferito, e questa è la mia battaglia degli ultimi giorni. Non lo so se state seguendo su Calcio Fluido, l'altro canale dove parlo anche delle altre squadre, ho parlato un po' di Sarri, ho parlato oggi di Gasperini. Alle volte il cocciutaggine che affligge alcuni allenatori ti costringono a un adattamento di calciatori che possono migliorare in altri ruoli ma che non sempre riescono. E invece ma ecco qua, vedi? Io poi lo so invece voi cosa avete scritto nel gruppo Telegram. Ma non fa niente, è giusto adesso esaltarlo. Chiedete scusa a Politano. Chiedete scusa a Politano. Se questo non era il modo di Conte e di Allegri di boicottarsi per non essere rotti con la nazionale, non mi so spiegare cos'altro sia. Vania Milinkovic, Muric mi ha fatto sbagliare. Questo è un richiamo alle caratteristiche del portiere del Sassuolo, che ogni tanto esce con un po' di allegria, e quindi le uscite di Milinkovic Savic. Più che altro ci sono state vari palloni che secondo me, area piccola, tu ti riferisci, immagino, Valentina, a quel primo intervento dove poi arriva Pavlovic ad anticiparlo, e là senza dubbio. Però secondo me da lì lui si è un po' mantenuto nel secondo tempo, dove secondo me qualche pallone poteva andarlo a prendere in alto con i guantoni, con le manone. Grazie sempre, Grazie sempre, ringraziamo a Joseph
Virgilio, fammi recuperare perché qua vedo. Conte ha detto primo tempo loro, poi diamo tutto. E allora ci troviamo con l'analisi, caro Antonio. Adesso vediamo se arriveranno anche le parole di Conte nei vocali. Sto tutto allegro, abbiate pazienza perché sono allegro, no allegri. Ho sofferto l'idea di non fare il punteggio pieno, temevo in un pareggio e si stava sviluppando così, poi c'è stato lo squillo e la resistenza finale, però non potevo sopportare, non avrei potuto sopportare rientrare in Serie A dopo una sosta lunghissima dove, mamma mia, la nazionale ha ampiamente rotto i coglioni, onestamente. E quindi bene imporre la dominanza, come si suol dire. Mentre Vince celebra i 19 mesi di membership, punti dopo 31 giornate, 65 nel 24-25, 65 ora. Conte. La differenza, come potete capire anche a livello proprio aritmetico, è che l'Inter è andata più veloce. L'Inter ha dominato sulle piccole, non ha fatto errori che l'anno scorso invece hanno fatto. L'anno scorso ce la siamo giocati punto a punto e l'abbiamo spuntata, e quest'anno invece hanno un vantaggio importante che se non sprecano, onestamente. L'ha detto Kevin, se loro vincono tu sono campioni. Se invece noi abbiamo accorciato un po' la distanza, da meno 14 siamo arrivati a meno 7, e noi facciamo quello che riusciamo a fare e poi vediamo. Mamma mia. Allora, controllo il canale Viola, gli amici Bellini dicono che vai a scatti. Se vado a scatti sul canale Viola non ci posso fare niente. Se non vado a scatti su YouTube vuol dire che il problema è del canale Viola. Sto facendo questa cosa per capire se sono a scatti o no. Dovrei essere un po' rallentato, magari un po' di lag generale, ma non lo posso controllare. Il canale Viola va in automatico, ma non ho controllo su di lui, anzi se si rompe, se salta non me ne frega niente. Allora, l'anno prossimo la sosta sarà di 3 settimane, mamma mia Enzo, e ci apriamo un canale di musica, cioè io ce l'ho il canale di musica, parliamo di altre cose, parliamo di musica, di politica, parleremo di altre cose, oppure le soste faremo le analisi sulle nazionali, perché non si può rimanere fermi, però brutte. Alisson un mostro. Ciao Vale, non so se hai notato, ma nel primo tempo comitata di Plavio, come no, me la sono scritta, 29esimo, ce l'ho scritto, senza senso. Poi inizio secondo tempo Scott per sbaglio colpisce, no per sbaglio veramente si è visto che gli dà quasi un pugno, ma si sta girando, poi Pavlovic stesso non protesta, c'è stato molto fair play dopo, però la comitata a Giovane gliela dà assolutamente. E per me il giallo a Buongiorno ci sta quando Modric se ne va in dribbling, però per logica la dai anche quando comitata fa male, e quello di Buongiorno non faceva male, quindi nella logica. Ma il piccione fortunatamente, a parte qualche cosuccia che comunque ti fa qualche fallo laterale, qualche rimessa, qualche fuorigioco che non so, niente di che, onestamente, niente di assoluto. Ho sentito tante cose su De Bruyne, ma oggi al centrocampo ho visto solamente De Bruyne e un grandissimo Giovanni. Al Pacino, Kroll Caramel, bellissimo, c'hai dei nomi meravigliosi. Vabbè, che ti devo dire, amico mio, lasciali parlare, nel senso, a volte mi viene da dire cucchita fai, ma non è colpa tua, nel senso che l'algoritmo poi ti propone cose, se le senti online, se le senti in TV, se le senti in radio, non c'è niente da fare, dobbiamo essere noi bravi a selezionare quelli che sono i nostri punti di riferimento quando ci piace sentire parlare di calcio. Se si mette in discussione un giocatore che non solo per la sua storia, ma anche per l'impatto che ha avuto sul Napoli, vuol dire proprio parlare a casaccio, parlare a vanvera. La presenza di De Bruyne con McTominay, perché anche nel primo tempo McTominay meno palloni, sì, se ne può parlare tatticamente, si può trovare un modo per sfruttarli meglio. McTominay finisce prima punta quando poi esce Giovane, e anche lì è un po' sacrificato perché McTominay deve arrivare con i suoi inserimenti ancora, deve toccare secondo me più palloni. Per questo non mi era affatto dispiaciuto in mediana
mediana a 2, McTominay funzionava benissimo, però dire che non posso giocare, io li voglio sempre in campo tutti e due. Non scherziamo. Io mi rendo conto di poter essere di parte, ma possibile mai che fuorigiochi dubbi o rimesse dubbi e non abbiamo mai avuto replay quando sarebbero andati a nostro favore? E yam! No, hai ragione Gianluca, ti dico pure senza essere di parte, c'è un fuorigioco di McTominay di tanto così, ma proprio almeno un metro e mezzo, che era evidentissimo e che anche lì non lo chiamano subito, sono i guardalini pavidi, no Pavlovic, sono i guardalini pavidi che non si prendono la responsabilità, aspettano notizie dai VAR per essere sicuri, per non fermare l'azione. Queste sono state le direttive, anche quando è proprio evidente. Se stiamo al limite, fammi rivedere i replay, cosa che non ti hanno fatto rivedere, l'abbiamo riviste ma senza linee tratteggiate, che oramai l'hai chiamato. Però sono d'accordo. E anche sul semiautomatico ricordiamo che non è affatto una cosa scientifica al 100%, ricordiamocelo sempre. Quindi è corretto avere dei dubbi. Mi spiegate perché già al primo fallo, a partita iniziata su Buongiorno, un po' harsh, un pochino severo là, Doveri, però ci sta, perché nella dinamica secondo me ci sta, perché Modric se n'era andato a 3-4 di loro e lo salta di netto nel caso in cui non la prende proprio il pallone, e nel caso aveva creato una superiorità numerica importante, quindi secondo me per dinamica e per stare vicino all'aria ci poteva stare quel giallo là. Contemporaneamente, se hai fatto questo metro all'inizio, continua con questo metro anche con Pavlovic. Lo chiedeva Conte a un punto del secondo tempo, chiedeva più tiri da fuori invece che passaggi orizzontali. Bene. Bomba di Giovanni notevole, comunque mi prendo questo di positivo. Sì, ma l'ha sorpreso là, perché forse non aveva la resistenza fisica, aveva superato un calciatore, però non riusciva ad andare più in fondo. A quel punto tirare da così lontano mi sembrava quasi uno spreco, perché stai molto lontano dalla porta, Maignan è un gran portiere, però la prende benissimo e il tiro finisce forte nell'angolino anche preciso, quindi ha fatto benissimo. Sappiamo che ha questa possibilità, di conseguenza anche un tiro da fuori non è da dire non tirare perché non è inutile. No, assolutamente non è inutile, è una possibilità. Apprezzabile anche il fatto che Conte dice a Michel di giocare più verso l'interno. Vedi, questi sono poi gli spunti tecnico-tattici. Gutierrez multiruolo, bravo Gutierrez, in partita Gutierrez in tutte le ultime uscite l'ho visto proprio applicato sul pezzo, concentrato in marcatura, che poteva essere uno dei suoi punti deboli, invece no, sta là. A destra sì, secondo me potrebbe essere anche più un po' più coraggioso nel puntare, perché aveva Bartesaghi di fronte e si poteva fare qualcosa in più, ma avere un giocatore che si è adattato anche a destra, Bastoni non può giocare centrale e Gutierrez l'hai spustato proprio all'altra parte, e come non l'aveva mai fatto, e ci lavori, e Conte ti chiede una cosa, Conte migliore calciatori, evidentemente anche in questo è migliorato, lo puoi mettere a destra, lo puoi mettere a sinistra e fa un lavoro importante, ma ne sottolineo le capacità difensive anche nel finale, dove ha fatto fortino insieme agli altri senza risultare Maldini, insomma, che poteva essere giocatore tecnico. E Juan, il migliore secondo me nel primo tempo del Napoli, il migliore dei nostri, ha continuato con grande precisione, concentrazione a destra, ci vuole sempre a destra, braccetto di destra, partitona proprio di Juan Jesus, esagerato, bello che poi dopo gli dia anche il cambio Beukema, perché vuol dire che non esce completamente dai radar, non è una bocciatura ogni volta che Conte o sceglie Beukema o sceglie Olivera, sono tutti importanti, si sceglie in base a quello che ti dà l'allenamento, se l'allenamento hai percepito, ci dobbiamo fidare, non sappiamo nulla, ci dobbiamo fidare che la percezione di uno che sta più in forma, che ti dà più garanzie, quella è la scelta. Poi è chiaro, a palla ferma
quando poi ci arrivano le formazioni, ognuno di noi dice ma perché Giovane preferivo Allison, oppure metti McTominay prima punta, oppure, e altre possibilità, che ognuno di noi immagina una partita e la immaginiamo, e questo ve lo dirò domani in... dove sta? Oh, Virgilio. Vi dirò domani una cosa in reaction. Iscrivetevi al canale, lasciate un like. Non ve lo chiedo quasi mai durante le live, ma ritorniamo live dopo un sacco di tempo. In questi istanti Artemis Second nella fase flyby e il Napoli fa bye bye. Ah, bellissimo Virgilio. Stiamo allunando? Stiamo atterrando sulla luna o fanno solo il giro? Che poi non ho seguito tutte queste cose. Ma anche lì è una scelta politica, una cosa da dire. Facciamo noi, guardate come siamo avanzati tecnologici, se no... Però, bene, grazie mille sempre Virgilio, e grazie anche a Phoenix. Buonasera Valerio JJ Super MVP, gliel'hanno dato? Oppure gliel'hai dato tu, perché pure è giusto. Giovanni, si può lavorare, sprazzi di Anghissà negli ultimi minuti, Allison game changer, buongiorno preoccupa, quanto è bello KDB, quasi quanto Reali. Ciuccio top. Alcune cose buone di Oliveira, ottime di Oliveira, alcune un pochino meno, però buona partita nel complesso. Buongiorno preoccupa, non lo so. Alla fine qualcuno stava dicendo anche nei commenti deve stare attento alle mani, ho visto un po' abbracciare i suoi dirimpettai, i suoi avversari, e là devi stare attento. Quindi se ti preoccupa per questo sì, per il resto anche lui ha fatto una partita abbastanza positiva, a parte quel cartellino giallo, e giocare col cartellino giallo non tutti hanno poi quella tempra e quella tranquillità di Juan Jesus. Anche a me è piaciuto molto Mati Garraciarrua, best viewer, che sta roba spam, fammelo cancellare perché arrivano da tutte le parti. Allora, De Bruyne porta fuori ruolo McFadden? No, non è che porta fuori ruolo, si devono trovare, sono automatismi che non ci sono ancora. Non fatevi ingannare da quello che era il Napoli Fab 4 di inizio stagione e questo Napoli qua, è un Napoli molto diverso. 4 difensori, adesso stiamo giocando con 3 difensori che poi diventano 5, ma non di base, perché 5 è sempre un'alternanza, quando hai la palla specialmente è sempre un'alternanza a 4, si abbassa uno, sale quell'altro, se si abbassava per esempio Gutierrez terzino destro si alzava Spinazzola. McTominay deve trovare la sua zolla, ma non è quel fantasia, è una caratteristica di McTominay, lo devi sfruttare in maniera diversa. Non ha le caratteristiche di ricevere il pallone e andare in dribbling come può fare e puntare, come può fare Alisson, come può fare Vergara, come può fare lo stesso Elmas. È un altro tipo di giocatore. Nessuno l'ha detto! 5 vittorie di fila. E allora si è tagliato la barba quel giornalista che stava facendo la challenge. Bene, molto molto bene. JJ aveva detto Conte o me la termina o me la allunga la carriera, ma secondo me gliel'ha proprio trasformata, sta vivendo il miglior periodo di sempre. Kronos, io sono d'accordo, credo sia il migliore da quando è a Napoli, anche con Spalletti si faceva trovare pronto, però come lo vedo sul pezzo adesso nemmeno prima, con qualche anno in meno. Non lo so perché non lo seguivamo quando era alla Roma, quando è stata all'Inter, non lo so. Ci sono ricordi di tifosi dell'Inter e della Roma un po' a metà, alcuni hanno buoni ricordi, altri meno. Però io sono d'accordo con te che credo sia il miglior periodo proprio di Juan Jesus in generale in Italia. Non sappiamo se ha avuto più così, però quello che sta facendo quest'anno è straordinario veramente. Intervista a Conte, vittoria che dà entusiasmo, un grazie ai ragazzi per il secondo posto nonostante tuttora con tante assenze, elogio ad Elmas in primis per questo periodo di assenze, lo sta facendo spesso e questo, a questo punto, se continua a farlo, lo ha fatto in quasi tutte le interviste dove Elmas poi è finito, centrocampista, sottopunta, a destra e a sinistra e tutte le cose, e ci stava perché ti ha tolto tanti problemi.
Se continua a farlo adesso, chiamandolo in causa, dove finisce in panchina ma lo mette nel finale per dare una mano, mi sembra anche un segnale, credo, mi viene così, che voglia il suo riscatto, perché ricordiamo che Elmas è in prestito col diritto di riscatto e il Napoli deve scegliere non so quanto costa, se 15-16 milioni, una cosa del genere, cosa che secondo me un coltellino svizzero macedone, un coltellino macedone di quel tipo agli allenatori fa comodo da morire, perché te lo ritrovi e quindi un premio, anche il riscatto di Elmas è un premio anche a Conte, è un regalo che fai anche a Conte. Quarta vittoria consecutiva, quinta, abbiamo detto quinta? Vale Scott, non ho capito perché così largo nel primo tempo, seguiva Fofana, not his best game to be honest, centralmente loro sembravano in 27, nel secondo tempo molto più spazio, abbiamo creato di più. Sì, certo, io le ho cercate gli accoppiamenti, però il Napoli non seguiva a uomo tantissimo, tante volte ho visto anche scalare ed è una cosa che il Napoli fa, non è bulgaro, Lobotka deve sempre seguire Modric, ogni tanto lo lasciava e ci poteva andare un altro su Modric, spesso abbiamo visto Modric con De Bruyne lottare, quindi se le sono alternate le marcature. Poi io credo che il Napoli abbia avuto un possesso palla maggiore sia nel primo tempo che nel secondo tempo, fatemelo vedere per sfizio, il che mi spiega anche il perché. 53 complessivo, 56 nel primo e poi 50 e 50, va bene, nel secondo tempo, perché poi nel finalissimo abbiamo perso un po' di pallino del gioco. Mamma mia, XG bassissimi. Alla fine hanno abbassato anche quell'altro XG di cui avevamo parlato nel gruppo. Perché il finale così sofferto? Che ci è mancato a livello tattico? I cambi non hanno funzionato? No, Furetto, non assolutamente niente. Cerca sempre di sentire, se uno potesse sentire la partita senza il commento, sentiresti anche le parole di Conte che urla sempre salite, non vi abbassate. È una reazione naturale di una squadra che va in vantaggio, riesce a sbloccarla dopo aver profuso uno sforzo importante e dice aspetta, non voglio rischiare di farmi trovare impreparato, anche perché quando poi metti Leao e non puoi rischiare di lasciare spazio alle spalle, perché Leao sta bene o sta male, ti può scappare e ti può creare delle cose, quindi era naturale proprio istintivamente abbassarsi un pochino. La sofferenza sì, ma altre volte io ho sofferto molto di più rispetto a quanto non abbiamo sofferto questi minuti finali. È stata una cosa naturalissima e non la vedo come una problematica assurda. I cambi per me hanno funzionato. Sono i cambi del Milan che poi ti costringono a fare un po' più di densità. Valerio, tra le parti rimanenti, quali parti? Quale ti spaventa di più per noi e in quali pensi soffrirà di più l'Inter? Beh, c'è il Como per entrambe, giusto? Perché se andiamo a vedere il Napoli, Parma, Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa, Udinese. Io vi dico la verità, io solo con il Pisa mi sento di dire, vabbè, il Pisa, cioè onestamente, però l'Udinese sappiamo che spesso ci mette in difficoltà con la sua fisicità. Il Bologna è italiano, gatti vivi, gatti morti, possono fare la partita e così. Il Como lo soffriamo, non c'è dubbio. La Cremonese, onestamente, sì, è arrivato il maestro Giampaolo, hanno delle reazioni di orgoglio, ma non mi sento di stare male. La Lazio è sempre una squadra ostica, Sarri, là voglio più gol rispetto ad Allegri. E anche il Parma storicamente non è una partita facile per noi. Quindi non mi sento di trovare partita, questa è facile così. Per quanto riguarda l'Inter, ti dico subito, Vincenzo nel frattempo ti ringrazio, Forza Napoli sempre impossibile, ma crederci non costa nulla. Non costa nulla, amico mio, ti dico solo però non ci rimanere male. Se non ci rimani male, credici e viviti questo finale di stagione con grande passione, se non ci rimani male. Se invece sai di rimanerci male e ci puoi rimanere male, io ti dico non ci pensare. Noi come tifosi, i ragazzi ci devono credere. Non c'è dubbio che i ragazzi ci debbano credere. Allora, come Inter Cagliari, il Cagliari completamente in caduta libera, poi c'è Inter Como di Coppa Italia e là
a seconda di quello che succede in campionato, vediamo. Torino-Inter, Inter-Parma, Lazio-Inter sono pure gemellate, Inter-Verona, Bologna-Inter. Quindi ci sono parecchie partite dove possiamo fare il confronto. Vediamo come si comporta il Bologna, che deve affrontare entrambe, il Como, il Parma, la Lazio. Per sfizio potremmo fare questi confronti qua. E quindi così. Non costa nulla. Politano ha amato il suo atteggiamento oltre il gol. Allora, mi è piaciuto... ti ripeto, mi è piaciuto quel fallo che fa, dove lui dice, primo fallo già mi ammonisci. Ci sta, perché siamo nel finale di partita, gli prende il piede a Pulisic, però fare il fallo là è giusto. Cioè, se non riesci a prendere il pallone, devi fare il fallo, non puoi fare alla Anghissà o anche alla Politano, alle volte un po' leggeri. No, stai nel clou della partita e se non prendi il pallone devi prendere l'uomo. Quindi è giustissimo quel fallo là. E poi il non far andare liscio Leao, perché poi si è ritrovato al confronto lì, Politano si abbassa a fare il terzino, Leao si trova in quella zona e quindi alle volte gli ha tolto il pallone, altre volte l'ho accompagnato, alle volte Leao è riuscito a crossare. Però è entrato col piglio, ed è giusto che tu parli di atteggiamento, perché il piglio non sempre lo abbiamo visto quando è entrato dalla panchina. Quindi molto molto bene. L'Inter con le piccole non le sbaglia, ed è corretto Luigi, questa è la storia di questo campionato. Mentre sento una moglie che arriva, moglie? È la moglie che arriva, che sta sventolando una bandiera tutta azzurra più grande di... What? It's exactly what I need. I'm dying. It's so hot in here. Open a window. It's cold outside. The window is gonna let more hot air. It's cold outside. It's not. It's cold outside. It's colder than that is. Facciamo questa cosa tipo una sitcom. Che litighiamo perché lei c'ha freddo, io sto morendo da caldo. 53 outside. 53. You have this on 69. Oh, yeah, it's like it's hotter here. Open the window. I love you. Casavianello, bro. Casavianello is a sitcom in Italy. You wanna say hello? You wanna say... No. No? Ok. Ha detto Forza Napoli. Allora... Do you want to do something? Yeah. I can't say I want Dusan because they think I want Vlahovic. Because that's the first name. Dusan Vlahovic. Yeah. I want Dusan with a Z. Yeah. Yeah, go for In it. the window. Open the window. Yeah. Ho paura che entra il sole. Va bene. Non ho capito come fa. È appena ritornata da c'ha tutto un cappotto. Va bene così. Si suda. Ma io sono accaldato perché il Napoli. Va benissimo, non fa niente. Allora, che entusiasmo e che grinta Alisson. Quando è entrato ha svegliato una partita soporifera, è vero. Mi vedrete un po' sonnecchiare nella reaction. Araba finestra, open the window. Ma non entra aria. Credetemi che non fa nessuna differenza. È strano come si perdono gli scudetti sbagliando o che ti fanno sbagliare. 6 punti Verona e Parma. Lo so, Biagio, sono dei rimpianti che avremo per sempre. Però, come abbiamo noi i rimpianti di un paio di partite, anche dove non è colpa nostra, perché sappiamo quello che è successo, ci siamo scritti tutto, e adesso non mi posso fare per memoria mia un recap di tutte le cose così, ma ci ricordiamo Højlund, eccetera eccetera. Però contemporaneamente qualche rimpianto lo può avere anche l'Inter, perché non è che hanno vinto tutte le partite, ci sono altre partite dove loro potevano vincere e non hanno vinto, specialmente nell'inizio della stagione. Il discorso di rimpiangere partite del passato non sempre mi convince, perché non sai che reazione può scatenare una vittoria, magari ti può dare più entusiasmo e ne vinci di più, oppure quella sconfitta ti ha dato una reazione per fare questo filotto adesso. È un esercizio logico che facciamo in maniera naturale, ma che ha poco senso, perché come fai? Sbatte le ali, io apro la finestra qua e una farfalla a Tokyo si appoggia. È difficile dire. Fantastico passaggio no look di Super Santos, veramente di grande livello, e ci saranno molti edit. Il Napoli sui social si divertirà, come minimo.
Oggi si stava a tenere Santos in panca per avere un cambio offensivo, ma con Neres e Vergara a disposizione preferirei uno dei 3 in campo sulla tre quarti, panchinando uno dei Fab. Sono d'accordissimo, Antonio. Io mi giocherei l'alternanza di Anguissa e McTominay, e ad oggi, ecco, hai dovuto sfruttare McTominay anche prima punta, perché ricordiamo che non avendo Højlund devi fare uno sviluppo diverso. Il Napoli non è riuscito a fare uno sviluppo diverso. Nel secondo tempo siamo stati molto più bravi palla al piede, senza lanciare su Giovane. È come se, la vedo così, la leggo così, nel primo tempo partiamo dalle certezze che abbiamo, proviamo a giocare sulla punta con le mezze ali che poi si inseriscono, le mezze ali, insomma i trequartisti. Ti rendi conto che non lo fai bene, perché Giovane non attacca il pallone, non ci riesce. Si va negli spogliatoi, ok ragazzi, giochiamo di più palla a terra, se facciamo le triangolazioni dalla nostra metà campo possiamo poi salire tutti, e lo abbiamo fatto così, tant'è vero che il problema del secondo tempo era che dovevamo stare in più ad accompagnare quando siamo riusciti a uscire. Beh, nel momento in cui si stabilisce tutto, purtroppo hai dovuto utilizzare anche McTominay prima punta, ma per me ad oggi questo schema, che anche mi soddisfa, se alterni Anguissa e McTominay da mediani, perché Anguissa non riesce. Oh, she's doing it. She's doing it. This is the dustiest window. It is the dustiest window. Sta aprendo la finestra. È complicato. It's a little... Yeah, apri Di Lorenzo, che c'è Di Lorenzo che fa la copertura. But are you doing this because you want to close the door? No, I know I can't close the door. I know you're gonna take over the house for the next however many hours this takes. So, No, you can close the door. If it's coming, if the wind is coming, that's great. I'm just afraid it's not gonna... You know what you can do? If you move the fan a little bit next to the... where it's gonna bring the air inside more. Right. That's it. Like, move it towards me. So that... No. Like, let it... Yes. And just move... Yeah. it's the dustiest. Yes. window. Great. Don't move. Perfect. You can even close the door. Kiss me. You gotta clean that window. Sembra mai dire gol. Allora, ricominciamo a parlare di calcio. Abbiate pazienza, io non ho... I have no shame, non c'è problema. Com'era la storia? Il Napoli ha vinto l'anno scorso solo perché non aveva le coppe. Bravo Kronos, diciamole tutte le cose. E il Milan allora perché è terzo? Come funziona, scusate? Poi vediamo di finirci secondi, perché ancora non è finita. Il Milan pure deve fare il suo campionato e va bene. Però certamente non lo vincono. E quindi quell'automatismo che molti giornalisti in maniera molto disonesta e non ha le coppe quindi devi vincere per forza, è perché è Conte che gli volete dare questa roba addosso, e perché il Napoli più lo alzi e più fa rumore se cade. Lo dovreste fare anche con il Milan, perché il Milan ha quella storia, quella cosa, non ha gli impegni, dovrebbero essere tutti freschi. Ma gli infortuni della Roma, gli infortuni che ha avuto anche il Milan, non sono un problema i preparatori, i medici, no? Quindi nel racconto cercate di dirle tutte. Toc toc, sono arrivate le parole di Conte. Grazie Fabio, il che ci porta anche ai vocali. The pen is on the table. Esatto, Nicole to the rescue. Clean your window. Ah, mi sto divertendo. Che bello vincere la partita, che poi dopo ti lascia quella cosa, quella tranquillità, che puoi andare poi a sentire i vocali senza problemi. Allora, se Rafael Leao entrasse con la stessa voglia di Alisson Santos, che ha luccato come un pazzo sotto la curva al fischio finale, sarebbe un giocatore fenomenale. Peccato che è entrato di nuovo con la stessa voglia che si ha di andare ai matrimoni ad agosto. Detto Tra l'altro c'è proprio un'immagine dove lui poi col passare dei minuti ha puntato un po' di più, però tipo il primo e il secondo pallone che tocca, gli arriva il pallone, aspetta un attimo, no, mi scoccio, no, non punto, è insopportabilissimo. primo tempo brutale, cioè proprio noioso. Secondo me la fotografia perfetta del perché il calcio italiano fa cagare negli ultimi 15 anni. E Scott veramente proprio in ombra, Kevin l'ho visto poco brillante, però nel secondo tempo meglio un po' tutti. Anche Giovane mi è sembrato un pochino più intraprendente, ma perché ha avuto molti più palloni fronte alla porta e non spalle alla porta. Brava! Nel primo tempo veramente non ne ha tenuto manco uno.
Lobo secondo me molto bene, Gutierrez mi è piaciuto molto, sì. altra partita secondo me enorme di Juan Jesus, che non si hanno più aggettivi onestamente, bene così, cioè veramente andiamoci a prendere questo secondo posto perché il secondo è meglio del terzo e lo sappiamo, e niente, Doveri pure mi è piaciuto, ti dirò, parte forse una munizione a Pavlovic per una gomitata nel primo tempo, non mi ricordo su chi. Corretto. Tra l'altro, il secondo posto meglio del terzo, al di là di pochi milioni o centinaia di migliaia di euro in più che ti danno, ancora non sappiamo se il secondo posto ti garantisce la Supercoppa oppure no, quindi lo devi puntare come obiettivo. Non scherziamo, al di là della soddisfazione per i tifosi, del stare avanti al Milan, primo, secondo è comunque una cosa che tu negli anni dici, ti ricordi quell'annata di Conte, il primo anno primo, il secondo secondo, il terzo vediamo. Quindi non scherziamo. E niente, cortomuso signori, questo è. Il Milan mette il Musa davanti. Questo è un altro per rimane. No, queste imposte, io ho capito a cosa ti riferisci, perché non è una finestra che tu apri e apri, no. La finestra tipica delle cose americane si alza così, quindi che si alzano e si abbassano. Che senso hanno? Hanno il senso che tu la alzi, metti un condizionatore dentro e poi abbassi per bloccarlo e quindi è come se fosse chiusa dal condizionatore così. Questa finestra qua è peggio, perché non si apre né da sopra né di lato, si apre così con una manovella, si apre un pochino ad angolo, quindi non posso mettere neanche il condizionatore e mi ritrovo con Di Lorenzo che mi guarda, eccetera, eccetera. Ma questi sono i fatti. È una finestra che tu apri ma chiudi. Perfetto. La chiosa della finestra. A Chiosa, noi abbiamo giocato di nuovo con What happened? You turning on all of this stuff, my veil is on the floor. Is it? Is it? I can't see it from here. But I cleaned the kitchen. But I threw out the garbage. But I freed the coffee table and the dinner table. Non mi trovate impreparato, ho fatto tutte queste cose qua, quindi di conseguenza andiamo avanti. La chiosa. Jesus a destra, Elmas e McTominay falsi 9, però Bastoni non può fare il centrale, va bene. Esatto, ritroverai tutte queste considerazioni domani nella reaction, perché tu mi apri il cervello, te lo prendi, io poi guardo nel tuo cervello, me lo apro, registro. A posto, allora, la chiosa è questa qua, primo tempo che... Questo qua è stato un messaggio cancellato, Massi. Ciao Valerio, ciao amici bellini. Secondo posto di cui sono molto molto felice, perché penso sia importante, anche per quello che è un discorso finale, no? Quando si tirano le somme di una stagione, soprattutto quando è conclusa, dire che sia arrivato secondo piuttosto che terzo. So che per molti è inutile, ma secondo me è importante, anche per poi tirare le somme per quello che è un lavoro totale, no? Dell'operato di Conte. Detto questo, secondo me né Conte né Allegri volevano assumersi dei rischi, il pareggio sarebbe andato benissimo ad entrambi. Il primo tempo ha dimostrato che quel modulo con quei 4 messi lì, per forza di cose annulla qualcuno. Nel primo tempo è stato McTominay, giovane, non può fare quel lavoro lì, però alla fine secondo me ci è andata anche molto bene. Sono felice del secondo posto. So che è difficile perché avremo delle grane per il riscatto di Lucca, Lang, dove piazzare poi altri giocatori giovani che siamo obbligati a riscattare, ma se vuoi addolcire questa stagione amara per noi tifosi, perché è stata molto amara per noi, la soluzione è riscattare Alisson. Alisson va tenuto, è l'unico modo con cui puoi veramente farci felici e puoi trarre qualcosa di buono da questa stagione. Vabbè, però Massi, questa stagione, se finiamo secondi, non è che amara, che stiamo male, eccetera, eccetera. La stagione amara è quando non entri nella Champions, così. Poi è chiaro, delusione per comunque quello che hai fatto in Champions. Bravo, vinci la Supercoppa, stiamo mantenendo in piedi una stagione che, con tutti gli infortuni e tutte le cose, quindi tutta questa amarezza io non ce l'ho, anzi me la sto godendo nel finale. Ho letto qualcosina già sul riscatto di Alisson, anche lì si parla di una cifra intorno ai 16 milioni e credo che il Napoli sia intenzionatissimo, sarebbe assurdo non farlo, perché devi comunque trovarlo un giocatore con quelle caratteristiche che serve come il pane, e lo paghi non meno di 20 milioni se lo trovi il potenziale che può essere il potenziale che aveva Lang, eccetera eccetera, ma poi lo devi trovare, devi accettare, deve avere l'impatto col campionato. Il campionato l'impatto lo ha avuto, adora i compagni, adora la città, adora l'ambiente, si vede che è gasatissimo. Quindi Alisson l'hai pescato, te lo devi tenere, non c'è proprio dubbio. Casatella e pastiera. Allora, la pastiera, io periodo del Covid l'avevo anche imparato a farla, eccetera eccetera, facevamo pure dei mini panini, non uscì un casatiello, uscirono dei mini panini napoletani che
avevano la loro dignità di esistere, quindi se poi così, però non mi metto a fare perché tengo che fare, però se ripesco quelle esperienze di quell'annata non c'è male. Allora, Sblumbo. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. 2 minuti, Sblumbo. Dai. In primis spero che le vacanze di Pasqua siano andate bene a tutti. In secundis che gioia ritornare al campo, parlare di Napoli, con una vittoria poi, anche se di campo, insomma, per l'idea nazionale non si è mai smesso di parlarne. E in terzo luogo devo effettivamente accennare che sul gruppo si è fatto, parlare dei problemi del calcio italiano, uno di questi sicuramente è visibile dai primi 45 minuti di questa partita, e non solo, ma Napoli-Milan è una delle partite più attese della stagione, seconda contro terza. Il ritmo era veramente basso, Doveri tra l'altro di certo non ha spezzettato tanto il gioco, quindi in questo caso non è neanche dovuto all'arbitraggio, perché siamo soliti dire che non si lascia correre, stasera si è lasciato correre abbastanza, pochi errori, qualche fuorigioco, qualche angolo non dato, però si parla comunque di piccolezze, errori magistrali non ci sono stati. Buona partita di tutti, Zambo in crescita nel secondo tempo, Alisson ha sfruttato la partita, Giovane appena ha capito che per lui fosse meglio tagliare sull'esterno e cercare quindi la profondità, ha migliorato tanto, era bello quel tiro da 25 metri, il collo pieno. L'ha cambiata sicuramente Alisson, che con quegli strappi sulla sinistra, con quel passaggio poi Luca per Olivera, ci ha praticamente aperto le porte all'1-0. E bravo Politano che segna un gol simile a quello contro il Lecce, di collo esterno, non era facile, bravo, bravi tutti, speriamo di migliorare per Parma, forza Napoli sempre. Bravo, alla Amici fine. bellini, buonasera, ottima vittoria. Aspetta, alla fine sì, erano 2 minuti, ma erano 2 minuti di grande intensità. Sorry, what sides do you want? Size? Sides. Oh, sides. Couscous. And did I like the salad? Yeah, I got a salad. Oh, rice. No, the rice. I like the rice. Is rice a side? You want couscous and rice? Oh, that's silly. No, I got the salad. E scusate, oggi va così, e quindi così è un po'. Criscitella ha detto che Alisson è un pacco, e qua si devono prendere le loro responsabilità. Quella gli fa piacere, quello lo dovete capire. Io resto sempre in attesa prima di bocciare a uno che non ho mai visto, perché non voglio fare una figuraccia. Ma alcuni, io li chiamo content creator, anche i giornalisti, perché alla fine campano sui content che fanno sui loro social. Gli fa gioco, perché poi tu adesso che ti ricordi questa cosa, lo segnali, qualcuno per insultarlo lo riposta, gli fa la cosa così, e un altro che lo guarda e dice: ah, fammi vedere la prossima volta cosa dice Criscitiello, mi salvo il video, così dopo lo riposto per sfotterlo, e loro ci guadagnano. È una scelta di vita il voler mettere sotto anche, non dico la dignità, ma perché non mi avrete mai, non mi querelerete mai. Non è una questione di dignità, è una questione di mostrare al mondo che uno ne capisce, eccetera, eccetera. Alcuni lo fanno, hanno meno visualizzazioni. Che vi posso dire? Ma come il rice? No, infatti non mi ricordo. Non mi ricordo, no, ma prendo il couscous e l'insalata. Quindi 2 minuti giusti, andiamo. Serviva molto, anche perché insomma questa partita non dico ipoteca la Champions, ma è un passo molto importante perché stacchiamo ulteriormente sul Como. Detto questo, partita Giusto. molto chiusa, ma come era molto facile pronosticare. Tutti molto attenti, e forse ecco noi troviamo il gol sull'unica sbavatura del Milan, con un gran gol di Politano, questo è da dire. Sbavatura sarebbe quel colpo di testa di Bruno Mars che poi invece di ribaltarla gliela dà proprio su Politano. Un rapporto di odio-amore con quest'uomo, però quando è sua, quindi insomma poco altro da aggiungere. Corretto. Non dare addosso a Giovane, perché Giovane non sa fare il lavoro di Højlund, ragazzi, ma io credo se avesse sbagliato Conte a partire dal chiedergli di fare quel tipo di lavoro, cioè non lo avrebbe fatto mai. Io avrei cominciato con McTominay o anche De Bruyne direttamente già improvvisati come punte. E ci sta come considerazione. Poi, se tu hai il tempo di lavorarci, dovete capire che queste cose qua si preparano quando magari sei in precampionato. Se tu devi preparare la partita e la stavi preparando con Højlund, non c'era nemmeno il tempo di fare un lavoro approfondito così. Tu ti puoi mettere con Giovane a parte e dire: guarda, quando metti il corpo così, e gli dai tutta una serie di consigli, tutte cose che doveva fare Lukaku in teoria, ma che non penso farà più. Poi vedremo che fine farà Lukaku. Però anche su Giovane secondo me ci puoi lavorare, magari migliora sotto quel punto di vista. Ad oggi non ce l'ha nelle sue corde come caratteristiche, che l'ha fatto mai, non credo che l'abbia fatto mai.
e quindi va bene, faceva il fantasista col Verona e faceva il fantasista nel Verona, il che significa una squadra che comunque parte più bassa, quindi ha più spazio davanti quando ripartono. Invece se il Napoli ha il controllo della palla è il Milan che sta più basso e ti aspetta, quindi è tutto un altro tipo di discorso. Ma va bene, Fabio. Come diceva un vecchio allenatore, partito finisce quando arbitro fischia. Allegri, senza coppe, dovevi vincere il campionato, fallimento Allegri, hai fallito. Conte stasera te le ha appoggiate in testa. Adesso ti lamenti che Leao e Pulisic erano infortunati. Napoli no. senza infortuni era più 12 dall'Inter, più 12. Nonostante 24. le schifezze arbitrali con Verona e Parma e Atalanta, eravamo a più 12 dall'Inter adesso, quindi non piangere né tu né Kivu. L'Inter col Milan secondo, per me stasera era campione d'Italia se avessero pareggiato l'Inter Milan, ma con Conte dietro tremate. Gasa il versatile. Raccolgo la testimonianza di DJ Redden. Ero allo stadio, la gente non parla, guardano la partita, religioso silenzio tranne le curve. Allora mi fa piacere che dici tranne le curve, perché io l'impatto che ho avuto dalla TV è stato bello. Li ho sentiti, ho sentito lo stadio, ho sentito le curve fischiare, incitare e avere una dinamica durante la partita. Ho intravisto, perché non hanno fatto vedere bene quella che doveva essere la coreografia. Le curve oggi le ho sentite, quindi se il resto dello stadio purtroppo non si fa trascinare dalle curve, male proprio, ma rimando sempre al solito discorso: la distanza della pista atletica in mezzo, il fatto che probabilmente, e questa è una convinzione mia, che a Napoli ci piace il pallone, cioè guardiamo la partita anche per capire come stiamo giocando. Invece ci sono tifoserie che se ne fregano altamente, hanno quella voglia e quel desiderio, hanno l'obiettivo unico di stare là e spingere la propria squadra a prescindere da come sta andando. Fallo laterale, si urla, fanno un fallo che nemmeno è, si urla per condizionare l'arbitro. Non ci abbiamo questo, non ce l'abbiamo più, non ce l'abbiamo mai avuto, non credo, perché credo che il San Paolo era un fattore all'epoca. Però o si cambia, si mettono un po' più vicini, meno gente e più attiva, oppure sarà difficile. Le curve di Matteo Politano, non ho capito. Sì, oggi abbuffavano di male parole. Vedi, le curve io le ho sentite, si sono fatte sentire, quindi bene così. Hai visto come è risultato Anderson quando è finita la partita? È mentalizzato proprio. Comunque è vero che è piccolino, ma le gambe molto muscoloso. Fidati, Vale, l'ho visto bene. Angela come le ha viste bene. No, le gambe sì, però se poi parliamo di... non me lo ricordo senza maglietta, se vuoi facciamo un approfondimento. Noi abbiamo fatto un approfondimento speciale su Neres, e Neres è marmo. Neres è di marmo, quindi ecco perché da prima punta io dicevo Neres più di Alisson, anche se ha più o meno le stesse caratteristiche brasiliane di dribbling. Neres, se deve fare spalla a spalla, credo meglio di Alisson sotto questo punto di vista, ma forse Alisson meglio di Giovane, per dirci, no? Stiamo parlando di tutti brasiliani di un certo tipo. Questo se è un virus, non è che ti è venuto un po' di liquidezza, non voglio farla facile, però a me è capitato, vengo in Italia, mangio vocale bene, di Valerio. Questo è un Inception senza incredibile. Buonasera amici bellini, ragazzi, grande vittoria di Conte che ha fatto i cambi giusti e per me il premio Reali va Alisson, perché lui ha cambiato la New partita. Ko-fi Lugano ha fatto un subscription from grandissimo gol Ricardo. e prima del gol l'avrei ucciso un paio di volte, però per me Alisson che proprio ci ha fatto vincere. Alisson Buonasera, senza dubbio. buonasera amici bellini. Fammi mettere così. Alisson senza dubbio è un fattore che ha spaccato la partita, e ringrazio e saluto Emanuele che celebra 60 mesi. Ma voi avete presente quanti sono 60 mesi? Si cambia proprio i connotati. Alisson spacca tutto, forza Napoli sempre, buona Pasqua. E c'è una nuova Ko-fi subscription from Riccardo, e quindi devo capire, fammelo andare a prendere dal cellulare, aspetta, così c'è Maradona, fammi vedere. No, è Riccardo che è un monthly, ma Riccardo è uno dei nostri da sempre, quindi grazie a tutte. Però Giovane non mi è dispiaciuto, secondo me, soprattutto nel secondo tempo. Chiaro che non puoi fare il gioco addosso come Lukaku e Haaland, ma lo devi servire in profondità. Esattamente, io credo che la chiave è tutta lì.
l'aver capito, non ci hai messo tutta la partita, dopo i primi 45 minuti hai capito che quel tipo di gioco su Giovane non funzionava tantissimo, gli hai dato qualche consiglio, hai cercato di servirlo più sugli esterni, lo stesso De Bruyne, perché lo trovava, De Bruyne lo trovava, però lo dovevi trovare non intruppandoti al centro dove poi Pavlovic e De Winter avevano vita facile. Se ti allarghi li togli un pochino e poi con gli inserimenti anche. Ringrazio Ferdinando che va coi pound di Bristol. Se riusciamo a tenere Conte l'anno prossimo sarà avevo letto quasi feta, ma no, è la festa con il 5, perché il 5 è la S della festa. Ti abbraccio Vale, Nando Aieye, un bacio a te caro Nando, quel messaggio che hai mandato nel gruppo devo dire grazie mille. Com'è bello vedervi così, stai tutto aperto. Mo abbiamo aperto anche la finestra, effettivamente funziona, perché le mogli hanno sempre ragione e non c'è niente da fare. Allora, senza il mercato bloccato lo avrebbero preso Alisson? Bella domanda, non lo sappiamo. Sappiamo una cosa, che il Napoli a volte arriva agli acquisti, ma non è detto che è dell'ultimo momento. Sono profili che tu individui anche in altri mercati e poi magari non vanno a buon fine, e quando riesci a farlo lo fai. Quindi può essere pure che avevano dato un occhio e magari invece di prenderlo in prestito l'avrebbero preso direttamente a livello definitivo, non lo sappiamo, o magari andavi a cercare altri profili, non lo possiamo sapere. Ma l'imponderabile è anche il Lukaku che si fa male in pre-season. L'avremmo preso Højlund se Lukaku non si fosse fatto male? Credo di no, e quindi saremmo rimasti probabilmente con Lucca e Lukaku, e dici ma come fai senza Højlund? Io non riesco a immaginarla questa stagione senza Højlund. Sarebbe stato, però avresti avuto magari un Lukaku che ti poteva fare la stagione dell'anno scorso, quindi l'imponderabile è sempre quello. Il dribbling di KDB su Modric che lo manda al manicomio, credo devi farlo vedere nell'analisi tattica, di una classe immensa, non c'è dubbio, sta qua, l'ho segnato, sta qua. Allora, voglio andare a... c'è Pino che credo che chiederà di chiedere scusa, ecco, lo prendo subito, Nella chiosetta io vorrei dire che ufficialmente il nostro Matteo Politano ha finito di andare su Twitch e finalmente tira in porta. Per la seconda volta, mi pare. Ha fatto 2 gol in poche partite. Sono contento. Dai, un plauso a Politano. Quindi non è chiedete scusa a Politano, perché Politano ci aveva fatto prendere gol. Allora sì, no, volevo recuperare le parole di Conte, visto che tra un po' potrebbe arrivare qui. Al microfono di Tommaso Tucci, quindi prima passiamo all'allenatore del Napoli. Buonasera mister. Sì, buonasera a tutti. Sì, perché la defezione di Højlund è l'ultima di una serie di defezioni di una squadra che oggi era comunque rimaneggiata perché mancavano tanti giocatori, però quello che è rimasto al 90esimo è tanto il grande spirito, la grande coesione, la grande compattezza e poi l'energia che hanno portato i giocatori che sono entrati dalla panchina, penso a Politano, Alisson, Santos, e quell'abbraccio finale fa pensare a quello che oggi siete come gruppo, come squadra. Che cosa le lascia questa vittoria contro una squadra così forte come il Milan? Sicuramente lascia tanto entusiasmo, tanta fiducia, perché quello che non bisogna... Aspetta, mi distraggo perché leggo questo messaggio. Se fossi il presidente della FIGC mi prenderei in considerazione, ma un altro anno di contratto incontrerò De Laurentiis. Fammi sentire le dimenticare, se noi siamo lì al secondo posto, bisogna dire grazie a tutti i ragazzi che hanno sopperito alle tantissime assenze che ci sono state quest'anno. E poi sentivo prima Ciro che parlava dell'assenza di Højlund, ma non c'era Di Lorenzo, non c'era Ragmai, non c'era Neressa, non c'era Vergara oggi ancora. Quindi stiamo parlando di 5 giocatori che sono titolari o quasi tutti titolari. Io penso che la cosa straordinaria che questa squadra l'abbia fatta nel momento delle grandi assenze, tantissime assenze, siamo rimasti lì. Un'altra squadra avrebbe perso la rotta e sarebbe naufragata, invece siamo stati bravi. Quindi penso ad Elmas, che oggi è entrato negli ultimi 15 minuti ed è stato protagonista assoluto nel periodo delle tante assenze. Hai ragione! Lo stesso, tutti quelli che c'erano, i Mazzocchi, Blochema. Hai ragione Valentina, attentissima. Perché lui dice, cita Di Lorenzo, Rachmani, Neres, Vergara. Vuol dire che non se l'aspettava anche lui. Che oggi erano in panchina, sono stati tutti protagonisti, e la cosa straordinaria secondo me è stata fatta lì,
Oggi noi stiamo continuando quel percorso, è inevitabile che recuperando giocatori hai la possibilità di avere più scelta, di fare anche delle rotazioni. Oggi scherzavo con Matteo Politano perché l'avevo previsto, ecco, l'entrata sua quando comunque il Milan sarebbe stato un po' più stanco, poteva fare la differenza in quella zona dove loro comunque avevano tanti giocatori che ci potevano attaccare, strutturati e potevamo patire. Tutti si mettono a disposizione, quindi sono molto contento per... Cioè, Conte si è messo là, come i miei video su calcio fluido, cantafalcio, ha detto, secondo me segna proprio Politano, eccetera, eccetera. Chi avevo detto io? Avevo detto De Bruyne, però avevo detto 1-1, quindi ho sbagliato e me ne prendo le responsabilità dei miei pronostici, ho sbagliato. Ho sbagliato. Però ho preso il gol di Esposito, ho preso lo 0-1 della Fiorentina, ho preso la vittoria del Bologna senza aver preso lo 0-2, ma va bene, ho preso lo 0-1 del Torino, ho preso la vittoria dell'Inter, ho preso il gol di Cialanoglu, il gol di Lautaro, ho preso il gol di Raspadori, ho preso l'assist di CDK, ho preso la vittoria della Juve, ho preso la vittoria dell'Atalanta. Sono soddisfatto, andiamo avanti. Per Matteo che ha fatto il secondo gol, l'entrata anche di Alisson è stata importante. Adesso bisogna continuare, mancano 7 partite, abbiamo fatto un passo importante per la Champions, poi è l'obiettivo. Se del Milan non capisco perché non debba essere il nostro... O se della Juve non capisco perché a Napoli non debba essere l'obiettivo Champions, non dovremmo essere contenti. Abbiamo vinto una Supercoppa, adesso c'è da confermare questa posizione se riusciamo e noi dobbiamo stare lì, sapendo che l'Inter sta meritando, sta facendo qualcosa veramente di importante, meritano di essere primi in classifica e noi siamo lì e noi dobbiamo pensare a noi. Alessandro Macri, sì, ciao mister, buonasera. Ciao. No, volevo andare diretto, nel senso realmente quanto ci crede, perché da spettatore 7 punti sono tanti, mancano 7 partite, 7 punti arrivare primi sono tanti. Se la gente ci crede è perché ha gli abituati in miracoli e perché in panchina c'è lei. Quindi quanto veramente la squadra, perché lei ha parlato giustamente dell'orgoglio che ha ad essere lì nonostante quello che è successo quest'anno, perché a volte è passato un po'... Quando all'inizio si dice che c'era una squadra forte era vero, ma è anche vero che questa squadra forte non c'è mai stata al 100%, quindi è stato bravo lei a un certo punto della stagione a rivitalizzare anche gente che all'inizio non era presa in considerazione, ma in realtà quanto veramente ci crede? Guarda Ale, come hai detto tu, io per questo motivo ci tengo in un momento sicuramente di gioia, perché siamo comunque tornati al secondo posto, abbiamo superato lì il Milan, il fatto di ringraziare questi ragazzi che si sono fatti trovare presenti, cioè hanno risposto presente in un momento veramente secondo me tragico dove poteva finire male, parliamoci chiaro, invece hanno risposto alla grande. Oggi stiamo recuperando un po' tutti, stiamo aspettando Amir Rachmani che tra questa domenica e l'altra dovrebbe rientrare, e Giovanni è sulla via del recupero, e Neres anche, Højlund stamattina il dottore mi ha accolto con questa bella notizia, praticamente aveva febbre, vomito e quindi abbiamo preparato la partita con Højlund, quindi è stato bravo Giovane a sostituirlo bene, è stata una buona risposta, e poi c'è Vergara che speriamo che recuperi insieme a Neres prima della fine del campionato. Noi non è questione di crederci. Quindi, come mi dicevate anche voi nei commenti, rifà la lista degli senza mettere Lukaku dentro. Questo ancora una volta poi ti conferma, non è che c'è il cocco, c'è Lukaku, Conte, e lui sceglierà sempre Lukaku, eccetera eccetera. Arriva un momento in cui se tu ti aspetti qualcosa da lui, se non la fa e ti aspetti un altro tipo di atteggiamento, non dura in eterno un rapporto di stima se non fai le cose che ti aspetti. Noi dobbiamo sapere, chiaramente dobbiamo essere molto realisti e sapere che noi non dobbiamo sbagliare mai e sperare che davanti sbaglino. Succede, con te succede. Vedendo quello che ha fatto l'Inter fino adesso lo trovo veramente molto difficile, perché stanno viaggiando a una meta punti importante, la squadra è veramente forte, stanno meritando quello che stanno facendo, però noi dobbiamo avere quell'orgoglio, quella voglia di mantenere il piede sull'acceleratore, ecco, e comunque difendere lo scudetto fino alla fine, cosa che per tanti motivi a un certo punto non siamo riusciti a fare. Adesso ci siamo riappropriati un po' della nostra storia, di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo vinto una Supercoppa, siamo secondi, dobbiamo continuare così, senza perderci in proclami, sapendo che la Champions deve essere ancora conquistata, che è un obiettivo assolutamente da non fallire, perché la Champions sapete benissimo i benefici che porta a tutti quanti. Grazie mille. Allora, tutto corretto, è tornato a twittare il presidente, fammi vedere, che tra l'altro era impegnato con raccontate la realtà.
Oh, mi state facendo vedere, qualcuno mi ha attaccato su un altro post. No, volevo vedere le parole di De Laurentiis, che tra l'altro era impegnato nel portare il film a Los Angeles. Io gli ho risposto di non dimenticarsi di New York, anche perché, come De Laurentiis esce solo Giada, non è possibile. Ci dovrebbe essere quell'altro. Ok, vedi? Da Los Angeles. Ah, perché quelle A De Laurentiis. Allora, da Los Angeles ho visto una bellissima partita, bravissimo Conte con i cambi, contento per Politano, bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli sempre. Quindi bene. E qualcuno mi diceva, poi in conferenza si è autoproposto alla federazione. Questo, ovviamente, questo è il... è l'intervista, quindi ci sono prima le interviste alle TV e poi la conferenza. Quindi mi dite questa cosa così, io voglio ascoltarlo, voglio capire in che termini lo ha fatto, perché non mi fa impazzire. E però riprendo anche le parole di Giancarlo, che ringrazio. Buonasera Valerio, buona Pasqua a tutti. Ma leggere queste ultime giornate che restano come il nostro precampionato precampionato 26-27 ci può esaltare, abbiamo tanta qualità di rientro. Lo sai come la penso? Questo è un argomento che ha introdotto Guido e è stato l'unico, secondo me, è l'unico che ho sentito in Italia che parla di calcio che ha introdotto l'argomento del finire bene per cominciare bene, anche se c'è un'estate di mezzo, non ha importanza. Se tu poi ragioni anche sull'anno solare, insomma, finire bene è importante. Guardate la Roma, che un po' anche sulla scia di quello che aveva fatto con Ranieri nel finale di stagione, comincia bene con una porta blindata, cosa che non è caratteristica di Gasperini. Adesso stanno uscendo un pochino quelli che sono i difetti di Gasperini, cioè una difesa che si segue sempre a uomo che può risultare ballerina se non vinci tutti i duelli, e si sta riequilibrando un pochino la situazione anche della Roma. Quindi assolutamente il finire bene a prescindere, però ricordiamo, come dice bene anche Conte, la Champions non è ancora arrivata, quindi il 100% che diceva nell'altro commento non è legale, non è automatico. Bisogna continuare, bisogna lasciarci il Milan il più dietro possibile, e ricordate che se inciampa il Como è perché la Juve può sopravanzare, e se la Roma è inciampata non facciamo, vai tosto, non abbiamo fatto ancora niente, proprio senza problemi. Grazie Giancarlo. Ha detto: l'anno scorso, negli ultimi 3 mesi, si diceva che andava via da Napoli e sarei andato alla Juventus. Ora mi accostano alla nazionale e i media devono campare. Ecco, se lo metti così, è chiaro che non mi sembra un'autocandidatura. Dici sì, chiamatemi, vengo volentieri. È molto diverso. Dalle ultime parole che ho sentito, a me Conte mi sembra convinto di rispettare quello che è il suo contratto e di farsi il terzo anno. Se poi è anche vero che insomma ci hanno sbloccato il mercato e non avevamo il problema di non poter spendere i soldi che abbiamo in riserva, io credo che Conte se lo possa fare il terzo anno. Io spererei anche addirittura di rinnovarlo e di fare un lunghissimo ciclo, perché fa la differenza, non c'è niente da dire. Però la sensazione è diversa dall'anno scorso, non avevamo certezze, e invece quest'anno se devo mettere sulla bilancia resta o se ne va, la bilancia pesa di più dal resta adesso, poi può cambiare tutto. Però chiamate Allegri, chiamatelo ora. Allora, buonasera Valerio, buonasera amici bellini. Che dire, Antonio si è ripreso una piccola rivincita, con questo 1-0 siamo anche andati in pari con gli scontri diretti col Milan, cosa da non sottovalutare perché può essere utile. Rimaniamo in orbita Inter, ma giusto per non far finire il campionato adesso la prossima giornata, ma soprattutto guadagniamo punti su Como quinto, che è importantissimo. Nota di merito per Politano, che oltre il gol finalmente abbatte Pulisic che l'aveva superato. Bravo! E un ottimo giallo si è preso finalmente, visto che col Milan pure in quella fantomatica Champions alzavamo le manine ma non facevamo fallo e ci costò la partita. Veramente ottimo. Alisson sempre meglio.
Bravo Giovanni, sì, è proprio quello che avevo sottolineato. L'ultima ora di Nick che arriva da Gianluca Di Marzio. Il club azzurro ha deciso di riscattare Alisson Santos dallo Sporting Lisbona, fonte Gianluca Di Marzio. Quindi avevo letto bene e non c'era dubbio. Secondo me non c'era dubbio. Non c'era proprio dubbio, sarebbe stato assurdo. Per me è assurdo non riscattare lui, è assurdo non riscattare Elmas e sarebbe clamoroso non riscattare Højlund. Per quello che ti hanno dimostrato, non c'è proprio alcun dubbio. Ringrazio anche Antonio Triax che celebra 4 mesi di membership. Ora Santos secondo me deve partire da titolare. Io sono d'accordo, non ci sono... Pellegatti ha detto Feb Force, dice tipo febbraio forse, invece di dire Fab 4. Perché è fabulous, non è fab. Fabulous non si dice fab né in America né in Inghilterra, onestamente, ma va bene. Per me, al di là dei Fab Four, Santos titolare, e lo so che ai allenatori piace l'arma che spacca la partita, vuoi vedere anche come si mette contro il Milan, però voglio sperare che sia un ragionamento che fai contro il Milan che sai, ecco, a largo, non è solo l'aspettare che sai, perché studi il Milan e sai che il Milan parte con la squadra tutta in difesa e poi lo fa quando magari la sblocchi, quando si trova in difficoltà. Il Milan si mette 4-3-3, il Milan mette 3-4 punte tutte insieme, allora tu vuoi avere anche la possibilità di gestire quello che farà il tuo avversario in base a. Quindi io voglio sperare che sia semplicemente le schermaglie tattiche tra due squadre forti e due allenatori comunque esperti e in gamba, e voglio sperare che nelle prossime partite, per esempio col Parma, io voglio Santos titolare. Anghissà è fondamentale anche quando sta a mezzo servizio, però lo puoi alternare con McTominay, secondo me. La voglia di mettere tutti quelli più forti dentro, sì, però Santos sta dimostrando di essere forte, di essere decisivo, quindi non sempre titolare, perché anche lui non deve essere inamovibile, però ogni tanto lo alterni e se lo vedi bene in allenamento vai anche dall'inizio, perché magari vai meno in affanno, la sblocchi subito, puoi dopo andare un pochino a riposo, quindi mi piace così, mi piace pensarla così. Buonasera a tutti amici, saluti da Torino, da Pino. Che dire, non c'è molto da dire, onestamente è stata una partita molto equilibrata al primo tempo dove non ci si voleva far male, poi diciamo che è salito in cattedra il Napoli. Secondo tempo la prima occasione pericolosa il Milan ce l'ha fatta all'84esimo con quel colpo di testa di Jimenez, mi pare. Sì. Detto ciò, il Napoli ha fatto il suo, ha fatto la sua partita, ci è mancato dannatamente Højlund, soprattutto nel primo tempo. Giovane, quando lo si capisce come farlo entrare nei meccanismi, diventa anche un buon giocatore, quindi non è male. Io c'era la mia compagna qua a fianco che diceva: ma che cacchio dici? Io continuavo a urlare: vai Lavezzi. Invece era Alisson. E poi è Allison, mi pare. Comunque Alisson. Fantastico quel passaggio dove fa come Ronaldinho che guarda a sinistra e passa a destra, meraviglioso. Mi fa proprio mi piace veramente questo ragazzo. Spero che lo acchiappiamo e lo portiamo dalla nostra prossimo anno. Senza dubbio. E questo, visto che Ammon chiedeva un sunto veloce, più o meno questo è il sunto veloce del secondo tempo. Io ti aggiungo il primo tempo bruttino, dove c'è tiro di Fofana centrale, il colpo di testa di Pavlovic su un'uscita non ideale di Milinkovic-Savic, poi Spinazzola fa il panico sulla sinistra e la mette a giro poco sopra la traversa, un non giallo su Pavlovic, un tiro di Nkunku fuori su un'incertezza di Spina, un'occasione per Giovane clamorosa, lanciato in profondità in contropiede solo davanti a Maignan, ma Pavlovic lo recupera, e poi poco alto, una rovesciata di Scott che da mezzo all'aria, insomma, ci prova in rovesciata. Quindi un primo tempo molto sotto ritmo, non bellissimo da parte di nessuna delle due squadre. Secondo me il Milan un pochino meglio in gestione, però nel secondo tempo crescono tutti e abbiamo il tiro di Giovane parato, Anghissà di testa fuori su cross di Spinazzola. Poi mi sono scritto Atecame Santos, una cosa al 71esimo, poi lo vedrete nell'analisi. E poi il gol di Polità, e poi c'è il gol di Matte, Allora, vediamo se ci sono altri vocali. Simone. Ciao amici belli, ciao, spero di essere in tempo per un vocale. Comunque 3 punti d'oro secondo me, nonostante la brutta partita, in generale da parte di tutte e due le squadre secondo me. L'importante era fare questi 3 punti.
raggiungere il secondo posto e non immischiarsi in una corsa Champions, perché comunque questa partita poteva darti anche una botta psicologica, e buttarsi in una corsa Champions con Como, Juve e noi invece può rientrarci il Milan, perché comunque sono 4 punti e non sono pochi. Brutta partita, anche se io mentre guardavo la partita, soprattutto nel secondo tempo, dicevo se non finisce 0-0 è perché in qualche modo facciamo gol, e infatti è andata così. Non mi piace per niente questo ancora McTominay dietro la punta, mi sembra di essere ritornati a 4-1-4-1. Però no. L'ha dimostrato con l'ingresso di Alisson, che quando hai uno sulla sinistra che ti punta all'uomo, che trova la superiorità numerica, vedi che riesci poi a trovare la via del gol. Giovane secondo tempo mi è piaciuto, si è sbattuto un po' di più, secondo me con un anno, con tutta la preparazione di Conte alle spalle, è uno che potrà dire la sua l'anno prossimo. Esatto, che è quello che ho detto su Giovanni, ma non è il modulo, perché è quando entra Alisson con le sue caratteristiche che, senza cambiare modulo, ti porta a sviluppare in maniera diversa. Quindi non è il 4-1-4-1, perché Scott non fa il finto esterno sinistro che poi si accentra, ma in fase difensiva deve dare una mano al terzino, che era quella la moria delle vacche per quanto mi riguarda, perché lo mettevi in difficoltà a fargli fare poi il rientro. Invece con questo schema qui è tutto un altro tipo di equilibrio, ma Scott credo che possa trovare anche me. Io mi sposto perché possiamo chiedere anche a Guido per quanto riguarda Scott. Ciao Guido. Non lo so se Guido? Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio, buona Pasqua passata a tutti. C'era Tony Servillo, c'era Sorrentino, hai visto? Che lo dice a me, non si poteva perdere con Sorrentino e Servillo, è proprio anticostituzionale. Bellissimo, bellissimo. Guido, primo tempo bruttino, secondo tempo un po' in crescendo, in crescita, come l'hai vista? Ho visto che era il 28 settembre, Valerio, e cambiava la nostra stagione, si indirizzava male. Napoli veniva da 4 vittorie consecutive, non tutte agevoli, discontinue, alcune sofferte, e perdeva male a Milano, con anche un secondo tempo in superiorità. Erano assenti Buongiorno, Contini, Lukaku, che è sempre assente, Olivera, Spinazzola e Rachmani. Giocammo con Marianucci che fece quel buco. No, voleva portarmi la cena, la moglie carinissima, però non mi sembra il caso ancora. Tra l'altro, bravo, già mi dai uno spunto. 4 vittorie, venivamo da 4 vittorie consecutive e questa è la quinta consecutiva, quindi è ricapitato il Milan proprio dopo 4 vittorie consecutive. Bellissimo. Sì, ha un senso, per quanto inutile il mio intervento. Qualcosa è cambiato, non il costante atavico e ormai naturale stato di crisi e di emergenza del Napoli, perché all'epoca mancavano Buongiorno, Contini, Lukaku, Olivera, Spinazzola e Rachmani. Oggi Di Lorenzo, Højlund, Lukaku, Neres, Rachmani e Vergara. Insomma, Di Lorenzo credo che sia titolarissimo da 29.000 anni. Lukaku e Højlund, uno ha sostituito l'altro come titolarità. Neres è storia, qui c'è Catastella, Rachmani, eccetera, eccetera. Vergara è il nuovo che avanza. Oggi la partita, a parte l'emotività di quando la guardi, va analizzata con molta calma e ci sono i fuoriclasse, come nel mio ultimo video che ho fatto, non per autocitarmi, i mestieranti, i grandi attori, leggende, poi anche degli attori di cuore. E anche per gli allenatori, ci sono gli allenatori emergenti, quelli bravi, di mestiere, eccetera, e poi c'è qualcuno che ha una marcia in più. Perché primo tempo, se la guardiamo da tifosi emotivamente, possiamo storcere il naso, i capelli spettinati di Guido, tutto quello che possiamo. Però dopo la pausa per le nazionali abbiamo visto che molti giocatori sono tornati tra acciaccati, appannati, scarichi, mai visto McTominay così spento, e non perché è spogliato, si vede che non aveva la gamba.
qualcosa è cambiato, non è tanto le 5 vittorie, che oggi Napoli non solo questa partita non l'ha persa, nonostante la situazione di emergenza e nonostante è evidente che la squadra ha giocato in costante sottoritmo, che è un po' consegnarsi al Milan, è pericolosissimo, perché la cosa che non devi fare col Milan è giocare sottoritmo, perché loro sono bravissimi, poi una giocata ti basta poco al Milan di Allegri. Però Conte l'ha giocata a scacchi. E la cosa che mi preoccupa molto per il futuro, poi non è che il Napoli sparisce o muore senza Conte, cioè tra il primo e il secondo tempo abbiamo visto un Giovanni totalmente spaesato, fuori posizione, perché è vero che il falso 9 non dà punti di riferimento agli avversari, ma se non li dai ai tuoi compagni perdi, infatti hai perso McTominay, hai perso tu. Tra il primo e il secondo tempo Conte gli aveva spiegato un paio di movimenti e anche la sua prestazione è cambiata, cioè questa squadra in costante stato di emergenza, di scarsità, di difficoltà anche all'interno della stessa partita, sta imparando, è come War Games, no? Che impara costantemente, sta imparando dai suoi errori, sta imparando a capire che le partite non le stravinci tutte, a dispetto della narrazione ormai sclerotica del calcio, sta imparando che ci sono i momenti all'interno della partita, sta imparando che tu ti devi sacrificare con due sinistri a destra, Juan Jesus, però lo possono fare. È vero che non è stato straripante Guterres, però non ti hanno concesso molto, quindi difensivamente sono stati bravi. Appena tu hai avuto poi l'occasione che hai ricambiato il piede, Olivera col suo piede ti ha potuto fare il cross che spiazza tutta la difesa. Cioè vanno vinte anche alle distanze a volte le partite, pure è chiaro che noi che siamo di bocca buona, che siamo cresciuti, soprattutto io che sono molto vecchio rispetto a voi, con un certo tipo di impostazione, vorrei vedere sempre un gioco arioso, spettacolare, cioè a volte non è possibile. E quindi è evidente che il primo tempo un Napoli che ha accettato, ha voluto, è stato costretta, secondo me in parte è stata anche una scelta proprio strategica in base a stabilire come dosare le forze all'interno dei 95 minuti. Cioè se noi partiamo a 1000, come è successo in altre partite, arriviamo spiaggiati, e col Milan il rischio che arrivi spiaggiato non te lo puoi permettere, perché se ti fanno una zampata, un veleno, poi non la riprendi più la partita, come bravo Allegri ha chiuso. D'altra parte abbiamo l'esempio dell'andata, dove proprio questo ci Infatti sbilanciamo. il primo tempo, che uno dice io immagino i vari vati eccetera eccetera, orrendo, senza gioco eccetera, è un primo tempo eccezionale da un punto di vista della non della qualità, dell'intelligenza tattica, perché tu una cosa non dovevi fare, cose che noi in passato l'abbiamo fatto anche col maestro Sarri eccetera, perdere questa partita e andare sotto di un gol. E tutto sommato poi il Milan ha fatto 2 tiri fuori dallo specchio, diciamo, è un Napoli che sta imparando da se stesso, e questo è anche entusiasmante, perché da un punto di vista tecnico, tattico, anche emotivo, questa stagione ci sta insegnando molto. Da un punto di vista poi spettacolare, ripeto, abbiamo tante ragioni per storcere il naso, i capelli, i criccioletti di Guido, eccetera. Però, diciamo, per esempio, la stagione di Spalletti, che fu dominante, comunque ti offriva delle soluzioni tattiche interessanti, però poi alla fine era talmente dominante anche per la velocità dell'esecuzione del giro palla, eccetera, eccetera. Non parliamo poi del passato, che è uno dei problemi della nazionale, eccetera. E invece, non solo quanti sistemi di gioco, quanti cambi di posizione all'interno della stessa partita, cioè tu hai visto uno Spinazzola alto, basso, a sinistra, un Guiterre alto, basso, a destra e a sinistra, cioè queste cose non contano, perché contano solo il Gattuso out. Parentesi Valerio, perché poi noi dobbiamo aprire e chiudere una parentesi, accettare, tu leggi una notizia, bufale, fake news, assolutamente falso, che i giocatori sono andati a chiedere il premio partita, cioè tutta la narrazione. È passata così, non c'è stata una grande smentita al riguardo. No, e la chiudo subito questa parte. No, fai bene a dire. Però era doveroso. Quindi, ripeto, per gli esteti del calcio, noi non siamo diventati risultatisti in un attimo, però uno li deve guardare in prospettiva.
Il problema qual è? E chiudo, poi lascio a te considerazioni di domande. Che se questa è effettivamente una stagione cuscinetto, tra l'altro in forte crisi, tra quella passata e la futura, la cosa è molto interessante. Se l'anno prossimo si riazzera con un nuovo allenatore, un nuovo progetto tattico, non dico che butti all'ortiche tutto il lavoro fatto, però riparti quasi dall'inizio. E allora, perché se noi la vediamo in ottica di stagione ponte, e allora tutto il lavoro che stiamo seminando ti tornerà molto 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 utile. Allora, arrivano varie considerazioni e domande da parte di tutti. Io volevo anche finire i vocali. Abbiamo Guido, quindi possiamo anche approfittare di lui. Altro clean sheet, sottolineiamolo. Qualcuno diceva perché Giovane punta e non un Allison. Mi sono connesso ora, non so se è stato già stato detto. A mio parere è abbastanza imbarazzante per È il gioco di facile. Conte. No, non è, questa è una domanda facile, una risposta facile. Perché lui lo vuole in insinuamento come la Eagle, il 4 basso pallacanestro, eccetera. Cioè, è abbastanza, cioè lui, Allison, ha capito qual è il suo asso nella manica. Tra l'altro, tu avevi pochi cambi oggi in attacco, di nuovo, no? O metti uno o Allison l'altro. Elmas. È chiaro che sia l'uno che l'altro si sarebbero dovuti sacrificare. La stessa cosa di Guterres. Credo che lui abbia fatto e più non sacrificabile come una pedina della dama che io lo sacrifico. Ho detto probabilmente il lavoro che mi deve fare, che casomai non paga nel primo tempo, ma paga alla distanza perché comunque tu un po' li fiacchi gli avversari. Chiaro. È più adatto Giovane. E io Allison me lo voglio tenere al secondo tempo dove lo farò giocare in isolamento e mi spezzerà il fiato agli avversari. Non me lo voglio spezzare all'inizio perché il Milan sarà molto coperto. Conte l'ha letta la partita, Milan altissima, è venuta a vincere, pressava alto, 6 giocatori, si sarebbe stancato inutilmente. C'è questo piccolissimo problema nella narrazione del calcio, ma è proprio un fastidio, non è un problema, Valerio, è proprio un fastidio, ma io non lo so perché c'è, purtroppo. Gli avversari, mannaggia la miseria, ci sono questi avversari, ma perché scendono in campo? No, no, ma è un fastidio, ma perché? Quindi se uno valuta solo sulle qualità del giocatore, dice no, però purtroppo c'è anche l'avversario. Ok, Quindi mi confermano. e così si è svolta la partita, quindi secondo me nella sua testa ha detto mi manca Vergara, mi manca Messi, Politano sta a mezzo servizio perché è tornato lì e quindi io come posso fare il piano gara, dosare le energie, come posso? Il Milan erano tutte bufale, aveva comunque tutto l'organico, qualcuno pure loro è tornato da poco, però non aveva 6 assenti come no. Benissimo. Prendo questo spunto da questo commento e dice non è vero che Conte si è proposto come CT della nazionale. Ovviamente non è un attacco alla community come dice anche il messaggio, ma riportavano poi parole di Pedullà. Se Pedullà si è inventato la cosa o lo ha voluta spiegare in un certo modo, se la dovrà vedere con me. E aggiungo, ecco perché io prima di commentare qualsiasi dichiarazione di Conte lo voglio vedere e ascoltare, possibilmente anche vedere, anche solamente l'audio non sempre mi basta, però lo voglio vedere e ascoltare di mio pugno, perché poi ogni parola può essere presa come cacchio vogliono loro. Ciao Valerio e Guido, come siamo messi con la classifica Guido? Oggi c'è stato un +3. Sì. Aspetta che stavo segnando cosa, te la dico subito. Stiamo risalendo, eravamo scesi a -10, vi ricordo, però l'Inter è ancora nei positivi. Siamo a -2 se ricordo bene, adesso controllo nel mio file -2 e l'Inter è +3, quindi ricordavo bene. A posto. Allora, Quindi volevo controllare, no? Perché scusa per questa cosa sul proposto. 24 febbraio. sì, 24 febbraio l'Inter perde in casa 1-2 con il Bodo Glimt. Credo che sia un fatto vero, no? Sì, è successo, è storia. No, ok. No, non si può dire storia perché Non quando si può- sento questa parola, no, dato che poi era tutto il contrario, mi vengono insomma gli incubi. PTS. È un fatto storicamente accertato. Ok. Esatto. Le settimane successive, stiamo parlando 24 febbraio quando l'Inter gioca, la narrazione è stata che è stata la peggiore Champions della storia del Napoli. Esatto. No, è così. È un No, fatto esatto, storico. mi ricordo.
con addirittura il paragone che è più pesante, più grave e più umiliante, tutti i vari la eliminazione del Napoli rispetto che l'eliminazione dell'Inter. Ci sono state queste dichiarazioni, al punto tale che colleghi della stampa napoletana hanno dato ragione a colleghi della stampa nazionale che è vero, è più grave l'uscita del Napoli ai gironi di tantesimo che l'uscita dell'Inter al Botafogo. È un fatto storicamente avvenuto, è stato detto. Quindi queste cose sono state dette nelle prime settimane di marzo, diciamo il 5 marzo. Dal 5 marzo, no, al 6 aprile è passato un mese. Seguimi Valerio. Ci sto Dalla seguendo. peggiore eliminazione e la peggiore Champions della storia del Napoli, che è stato detto. E l'eliminazione del Napoli è più grave, più fragorosa, come dire, di quella dell'Inter. Un mese dopo Conte è il migliore allenatore per la nazionale. Ti faccio una domanda, cosa è cambiato? Si veste in maniera diversa, mangia in maniera diversa, cioè perché calcisticamente non è che il Napoli aveva perso una partita, poi recupera al ritorno, si qualifica, ha passato un altro turno. È sempre stato eliminato, la peggiore che non tu, voi avete detto un mese fa. Adesso non è cambiato, a parte può aver cambiato dieta, non faccio battute sul barbiere, se no qualcuno pensa che sia... Il parrucchiere. No, si veste in maniera, dice, non è manco quello, perché è sempre la stessa tenuta, abbastanza sobria, t-shirt blu, pantaloni scuri, eccetera. Quindi la mia domanda, cosa è cambiato in un mese e un giorno? Calcisticamente nulla, perché sempre quella è l'animazione del Napoli. Però stiamo assistendo a una narrazione osanna dell'Alto dei Cieli che Conte è il migliore allenatore, che De Laurentiis lo lascia andare e che non si farà provare impreparato, che abbiamo già Italiano. eccetera, eccetera. Va benissimo se uno prova a non ragionare nella propria vita. Questa è un po' la risposta un po' al commento. Assolutamente. Ascoltiamo Paolo. Ragazzi, noi oggi bene, era una vittoria fondamentale, sarebbe stato tragico secondo me non vincere questa partita. Fa un po' rabbia vedere che una partita di vertice del calcio italiano offre praticamente 0 azioni da gol da entrambe le parti, più per l'immobilismo tattico di Allegri per quanto mi riguarda. È vero che sia Conte che Allegri sono due allenatori tattici, ma Allegri è molto più difensivista. Conte in ogni caso ha dimostrato che voleva vincere la partita nonostante l'assenza di Højlund. Mi è piaciuta la partita di Giovane, per me primo tempo ha provato ad imitare Højlund senza riuscirci, ma semplicemente perché non ha quelle caratteristiche. Secondo tempo, quando ha cominciato a defilarsi un po' a giocare palla al piede, mi è piaciuto molto e secondo me se lo si usa bene può essere un'arma anche per questo finale di stagione, ma anche per il Napoli dell'avvenire. È giovane e bisogna sfruttarlo, secondo me non va cestinato subito. Per quanto riguarda Alisson, grandissimo impatto, mi è piaciuto un sacco, i Fab Four sono tornati, anche se sinceramente McTominay e De Bruyne li vedo molto più in forma rispetto ad Anghissà e a Lobotka. Lobotka non male, Anghissà diciamo non mi ha fatto impazzire. Gutierrez veramente bene, sta salendo in cattedra, sta dimostrando di essere un giocatore diciamo cantera Real Madrid, si vede. Bene Politano, grandissimo impatto, questa vittoria è merito suo e in generale tutti bene. Nelle pagelline belline non ho messo insufficienze. Il voto minimo è stato 6, ho messo parecchi 6,5, 7,5 perché non era una partita facile da vincere contro il Purmandino messo da Allegri. E niente, forza Napoli, guardiamo in alto e per quanto si assottigliano le nostre speranze di vittoria, crediamoci. Ragazzi, vai. Però vale solo una cosa, e non perché abbiamo i preferiti, eccetera. A livello di ritmo, Anghissà ha fatto una partita sotto ritmo e costantemente sotto ritmo. Sai, a volte tu l'hai visto nel primo tempo svogliato, poi in crescendo, dominante, eccetera. Io ritengo che ha fatto una partita ottima, perché non ha perso un pallone a volte con giocate, ha giocato veramente a bassissimo ritmo, evidentemente sta faticando a trovare un po' la forma, ma Conte l'ha detto. Però noi a volte abbiamo visto Anghissà, anche perché lui ha molta confidenza con se stesso, con la sua fisicità, con la sua tecnica, che perdeva dei palloni banali, cioè, però non ha perso palloni, non si è fatto saltare, è il ritmo che gli è mancato, ma non la qualità e la posizione. A me dà la sensazione che si sta anche gestendo, non so se sta giocando sul dolore, è chiaro, è chiaro. Io quello che voglio dare ad Anghissà, quello che di Anghissà è che comunque quando gli dà il pallone anche di prima è una sponda molto sicura.
E secondo me questa cosa qua alla fine te la ritrovi, perché invece di controllare, girarsi, eccetera, eccetera, spesso ha la confidenza di girare il pallone di prima e quindi aiuta a sviluppare. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio questo dai, vai, con 1-2 che poi ti riportavano dall'altra parte. E secondo me l'ideale sarebbe proprio provare a gestire lui e McTominay, insomma, in mediana, perché mi piace di più McTominay che parte da dietro invece di stare già là. Però Oggi era una partita molto rischiosa, invece, secondo me. è complicato Perché rinunciarci. psicologicamente l'Inter ha vinto il campionato, tra l'altro non è che ha vinto con la Roma, l'ha stracciata, ha dominato, ha dato un messaggio, quindi potevi giocare ormai mentalmente scarico, ovviamente giocavi dopo, ma abbiamo già fatto questi ragionamenti, si è visto che alcuni giocatori si stanno gestendo perché il ritorno dopo un lungo periodo di infortuni difficili non è automatico, no? Anche se casomai tu vedi De Bruyne che sta in forma, è tornato magro, però non possiamo pretendere che stanno sempre a 1000, quindi c'erano delle condizioni, il Milan è venuta concentrata, il primo tempo non gli puoi dire nulla, quindi per inciampare c'erano. E il Napoli ha giocato di testa. La cosa che non mi è piaciuta, ma andiamo sul gusto personale, attenzione, la gestione degli ultimi 7-8 minuti. Diciamo, Poi abbassare un po'. un'altra cosa, perché io poi mi segno tutto, cioè, perché, vabbè, questo viene dal papà, l'ingegnere, se no la mia indole sarebbe stata solo quella artistica, di quello un po' genio e sregolatezza, si vede, e invece graficamente ti porta sempre a poi detto no, ma attenzione, io mi ero fatto un'idea, però un po' diversa. Mi dici quante partite sta giocando Marianucci? No, avete visto Conte? Il Torino subito l'ha schierato. Ha schierato la prima partita e il Torino è una squadra che non deve chiedere nulla al campionato. Cosa che io ho detto dalla prima giornata. Sono quelle squadre gloriose, tifoseria eccezionale, passato leggendario, attenzione, eh, città bellissima, cioè, ma calcisticamente ormai sono niente. Sai che non retrocederanno e non andranno in Champions, nelle coppe, Il eccetera. purgatorio proprio. In un limbo che già da un sacco di domeniche sai che sono un limbo, quindi sono quelle squadre dove tu puoi permetterti 2 sconfitte di sé, puoi permetterti di far crescere un giovane, eccetera. Quante partite sta facendo? Quanti minuti sta facendo? Quindi era Conte. Quanti minuti sta facendo Lucca? Anche se il Nottingham Forest si è messo malissimo in classifica, eh? Quanti gol sta facendo Limstone, che comunque non è stato comprato da Conte? Lang pure, vabbè. Guido su Lukaku, prima di sentire un altro Mi vocale. manca una cosa che ho detto ai poeti estinti, mi manca un passaggio che non riesco a comprendere. Avverto che mi manca un passaggio, ce l'ho molto chiaro, non so quale, c'ho molto chiaro questa sensazione. Ho la stessa sensazione, parliamo di cose totalmente diverse, no? Per dire, del caso Quagliarella. Non troverete nessun messaggio, a parte che io non offendo, cose eccetera, al massimo non amo più un calciatore, eccetera, quindi la mia massima forma di disapprovazione è disammoramento, ma mai pensiero. Però lì c'era qualcosa che non mi mancava un pezzo, poi si è visto che era un pezzo Caspita. di vita. Mi manca un pezzo. Ovviamente noi stiamo avendo una narrazione tutta sbilanciata. È inutile che la citiamo, perché sennò poi mettiamo in difficoltà Valerio e poi dicono: ecco, voi parlate solo male della società, eccetera, eccetera. Però nel nostro passato abbiamo svariati esempi di come questa narrazione è stata. Non riesco a capire quale pezzo, poi lo capirò, non è che sempre ho le intuizioni giuste, anche perché erano successe delle cose. Certo possiamo dire io vi faccio un esempio, ragazzi, per dire di quanto sta andando male la cosa nel Napoli. Credo che il Real Madrid sia una squadra poco importante e ricca. Anche a livello mediatico fa valere parecchio il suo potere di impatto
non solo emotivo, di social. Cioè pare che abbiano curato il ginocchio sbagliato di Mbappé, dove addirittura è intervenuto il ministro in Francia per conservare la sua posizione al Paris Saint-Germain. Io sono tifosissimo dei Lakers, sono in crisi impianto totale perché i Lakers usciranno al primo turno già quest'anno, dove io pensavo al secondo turno e passavamo il primo turno, perché non solo Luka Doncic si è fatto male, ma anche l'Austin Reeves, che hanno curato male, si sono accorti male dell'infortunio agli addominali, e i Lakers non sono proprio una squadretta stupida, eccetera, che sta diventando forse difficile valutare sempre gli infortuni dei grandi. La Questo tristezza dei Lakers ti ha riportato nel buio più totale, è sì, bellissimo. sì, ma io sono veramente tifoso, non a chiacchiere. No, ma ti faccio notare, cioè, cavolo, parliamo di uno sport che professionisticamente è un'eccellenza, eccetera. Non ti sto facendo l'esempio di una squadra X di Holly Beach, il Real Madrid. Tu la leggi nella notizia e dici, possibile che il Real Madrid hanno curato il ginocchio sbagliato di Mbappé? Vero, non è vero, anche la narrazione. Però è cambiato tutto e secondo me non è solo che si gioca in un certo modo, ci si infortuna in un certo modo. Io credo che alcune cose verranno, non dico rimesse in discussione, verranno reimparate in modo diverso, cioè anche la medicina dello sport, che non è più quella di 50 anni fa, 40 anni fa, 20 anni fa, dove Deve addirittura star pass. sì, imparerà cose nuove perché casomai stanno succedendo cose nuove che prima non prevedevi, non vedevano gestite in questo modo. Cioè, la mia domanda a me stesso, mi posso lasciare aperto uno spiraglio di novità o devo rimanere ingessato su queste posizioni lì? Pensa, Allora, Guido, un altro degli sport storici qua in America è il baseball, ovviamente, e nel baseball hanno aggiunto anche lì il challenge. Il pitch challenge, perché quando poi si arriva al millimetro dove quello che sta correndo per toccare la base arriva prima di chi prende lo la so palla, insomma, benissimo, le regole. perché si arriva a questa cosa qua? Perché la velocità di una palla è aumentata, oramai superano le 90 miglia ad ogni tiratore, ad ogni battitore, quindi mano a mano che aumentano le velocità dei calciatori, i muscoli, è chiaro che non puoi stare al per passo. conquistare una base, di spaccata per conquistare una base, non solo della velocità di lancio o di battuta di una palla. Dato che le conosco, ho giocato perché un mio carissimo amico giocava nel Grosseto e quando vivevo in Lussemburgo ho giocato più a baseball perché avevano più campi di baseball. Stiamo citando tutti gli sport E dilettantissimi. vedete il mio video di Cry Macho, vi racconto un aneddoto veloce. Dato che io ho paura tremenda che poi ti censurano, ti faccio, nel Cry Macho sarebbe stato più logico mettere come sfondo la pistola del western, eccetera, e messo un guanto da baseball che non c'entra nulla narrativamente col film, che è sia un omaggio al mio amico che giocava nel Grosseto, che lui lo sapeva, ma vi confesso una cosa, ma era il ritiro, Clint Eastwood si ritira e aveva fatto un film su baseball, dopo che si era ritirato per Gran molto Torino. meta. Gran Molto Torino. Sì, allora ti dico, nel baseball, tornando a te, ovviamente se tu lanci e il giocatore può guadagnare la base, a volte tu ti trovi per i suggerimenti se proseguire di andare dalla prima alla seconda base, rubare, ti fermi alla prima. I tempi di corsa dei giocatori, che se no facevo un discorso cinematografico non serve a niente, a nulla, sono cambiati, sì, la fisicità, tu vedi i giocatori del passato tiravano pure la pancetta, eccetera, perché lo sport, come hai detto tu, si evolve. Casomai prima la scivolata la facevano in un modo, adesso sono diventati ancora più spettacolari, a volte vedi delle cose quando fanno quei montaggi, no? Di quando tu provi, perché se tu prendi la palla al volo al baseball elimini automaticamente il corridore e vedi nel corso degli anni come sono diventate molto più spettacolari le prese al volo. Quindi mi hai Caspita. fatto un esempio, non pensavi di trovarmi impreparato, invece mi hai No, fatto... assolutamente. Anzi, io il baseball ancora sto dietro, ancora devo capirlo. Però No, mi affascina l'idea di capirlo di più. il punto che hai detto tu è quello, si sono resi conto che anacronisticamente erano indietro perché non come regole, ma come velocità del gioco, ma è Non lo puoi normale. vedere più, non lo puoi vedere più.
Confermo che è vero che hanno curato il ginocchio sbagliato, vivo a Tenerife, ieri ho parlato con il dottore del Tenerife che era imbarazzatissimo nel confermare la cosa. No, io ho riportato una notizia letta perché non voglio sembrare un pallista. Mbappé dov'è? Immagino che Mbappé era sotto anestesia, nel senso che se No, non... il Real Madrid. Capito? Cioè, stiamo parlando dell'eccellenza dell'eccellenza. Assolutamente, ascoltiamo Quindi, il vocale. qual è la del- morale di questa storia? Perché non proviamo a essere un po' più riflessivi e non farci prendere dall'immediatezza del Gattuso out, che è una metafora, signor Gattuso, non c'ho con lei. La famosa massima di Valerio, godiamoci il percorso, non è una frase fatta, è veramente una filosofia di vita, mm, che ti fa apprezzare di più non solo il senso dello sport, ma anche i progressi, i miglioramenti, gli inciampi, le sconfitte, altrimenti si è veramente troppo sclerotici, basta uno stop sbagliato e una persona va fuori di testa. Poi, mm, però ognuno può farlo, poi figurati. Poi ci sono i gesti tecnici, perché a noi è quello che poi manda avanti lo Eh sport. sì, perché se il cross arriva dall'altra parte, quella rovesciata McTominay la può far meglio. Lui comunque l'ha tentata, ma è dal lato non sbagliato, dal lato sfavorevole per per il suo Anche quello. piede. Allora tu pensa se arrivava, lo faceva un altro così, e certo, mi ricollego a quello che dici tu sulle giocate. Vale, finalmente siamo tornati e sono tornato a seguire le live con grande piacere. Voglio dire rapidamente che l'intenzione e il coraggio e la consapevolezza del tentativo dalla distanza di Giovane, a mio parere, o Giovane, a mio parere fa ben sperare in un profilo da utilizzare in futuro, proprio per questo dettaglio, per questa caratteristica che insomma è nota del Napoli, appunto delle poche conclusioni da fuori. La determinazione ha fatto assegnare la vittoria nonostante anche Sai KTB sulle gambe alla fine. Strana la dinamica del tiro di Spinazzola, secondo me molto frettoloso là, non so se hai notato anche tu, nell'andare al tiro, bellissimo, peccato di poco fuori, andare al tiro perché secondo me si aspettava che comunque la difesa, qualcuno uscisse su Spinazzola, ma in realtà tutti fermi. Cioè, devo dire che il Milan non ha meritato la sconfitta, a tutti gli effetti, Vale, poi non so come la pensi tu. Un abbraccio. Sono d'accordo che il Milan ha meritato la sconfitta, cioè il Napoli ha meritato di vincerla. E non lo so se Spina poteva avanzare un altro po' prima di tirare. No, secondo me è il contrario, nel senso che sta cambiando un po' troppo il modo di tirare, e, anche perché sono diventati più bravi. Nei famosi tiri a giro ne vedi molti di più di gol spettacolari. Prima era una rarità, era il tiro di Del Piero e pochi giocatori nel resto d'Europa, e tu nel corso di una stagione ne vedi tanti di gol, non solo in Italia. Ma ci siamo dimenticati che puoi tirare di collo, puoi tirare, non dico la puntazza da calcetto, ma cercare di togliere il tempo al portiere, perché non ha il tempo di scendere la palla. Infatti il tiro era perfetto per quanto riguarda la porta, no? Non era laterale, ma era un po' alto. Ma perché non torniamo ogni tanto a tirare veloce, eccetera? Lui anzi era troppo vicino alla porta per un tiro del genere, secondo me, perché probabilmente non se la cavava. Lì doveva rischiare proprio io ci provo, tiro chiamiamola la puntazza per rendere più l'idea, anche per togliere il tempo al portiere. Quel tiro, sei troppo vicino alla porta, cioè la devi veramente toccare piano piano, lì andiamo su pochi giocatori al mondo che da quelle posizioni possono avere quella sensibilità, anche perché arrivando in corsa tu hai molta velocità, devi proprio bloccare la caviglia, però insomma stiamo parlando di finezze, cioè qua lì vogliamo veramente richiamare. Bello, invece è giusto che lui l'ha cambiato, perché anche lì queste sono partite che tu vinci ai punti come nella box, cioè ogni azione è stata importante, difendersi, provare a attaccare, cioè questa è una partita, un tempo l'avrebbe detto no, partita sport, non una partita sport, una partita dove tu non sei mai andato in soprarritmo grave, tranne qualche uscita buona, ma non si è mai andato in paura, tranne la brutta gestione degli ultimi minuti che non mi è piaciuta, e quindi come testa tu la volevi vincere. Secondo me loro avevano nel piano detto noi la vinceremo con calma, perché il Milan l'altra volta ci ha fregato con 2 fiammate, perché poi tu la devi imparare la lezione, e questa volta noi non gli concediamo le 2 fiammate.
È bellissimo. E poi Conte lo dice pure ce lo confessa in intervista, dice io ridevo con Matteo perché gliel'avevo detto che lo potevo utilizzare come arma impropria quando poi i ritmi loro anche nel seguirti nelle marcature si Ma abbassano. questo noi l'abbiamo detto nel canale, ti ricordi? La puoi trovare nella nostra live, si è detto se dei giocatori accettano questa mentalità. Poi Conte qualche settimana fa ha detto si devono fidare di me, ma noi l'avevamo detto prima, di entrare in quest'ottica che loro non solo possono essere importanti, ma decisivi, perché diventi veramente un'arma tattica, tecnica, anche se sono 15 minuti. Cioè ogni cosa è importante se tu hai non solo l'umiltà, l'intelligenza di capire il tuo ruolo all'interno di una partita, che può variare. E io feci proprio l'esempio di Politano, ho detto Politano non può essere messo in discussione visto che è un pupillo di Conte. Se lui ha l'intelligenza di non sentirsi sminuito se alcune partite le sta giocando di meno, ma di sentirsi addirittura non importante, ma valorizzato, ho detto tu sarai l'uomo che poi mi risolve. Caspita. Pensa come aumenta la credibilità poi, cioè che prima Poi perde la qualche partita. settimana fa lui ha detto questa cosa, perché Conte ci sta che però si devono fidare di me. Vero. Guido, mi mandano questa foto. Ah, stai parlando di KDB No, perché leggila non... questa cosa. perché KDB non tira da Fourier? Io penso fosse tutto intasato perché si stavano... Ma io credo che fra qualche domenica io me l'aspetto un gollettino fra qualche domenica perché sta ritrovando confidenza col suo fisico. Io spero che da qui a fine campionato lui un gol da Furiale lo faccia, te lo dico. Poi Segnate tutto. E mi mandano questa foto di Sky che la grandezza, riconosce la grandezza. Ovviamente c'è Modric con De Bruyne, ma sullo sfondo voglio due parole da te su Juan Jesus, che ha fatto una partita monumentale anche nel primo tempo dove il Napoli mi era piaciuto di me. Ma di una pulizia incredibile, ma di chiusure, di interventi, di serenità che ha trasmesso. Tra l'altro ricordiamo due costretti a giocare, vedi, perché giocano i mancini. Ha dato proprio serenità al reparto, si vede che sta crescendo, cioè Valerio ci vuole pazienza. Tu ce l'hai, io ho il mio peggior difetto. Adesso Buongiorno è tornato al centro. Perché basta? Perché si vede che è una condizione fisica, cioè gli allenatori, i compagni si conoscono, si allenano e si difendono. Io questo fatto che un giorno sei il peggiore imbecille, il giorno dopo ti vogliono la nazionale, cioè non lo accetto da un punto di vista culturale, lo accetto dai tifosi ma non dai colleghi, però funziona così in giornalismo e va bene, lo accetto, alla fine non è vero, lo accetto. Però vedi che poi tutti i puntini trovano veramente la loro casella, no? Anche perché è uno sport di squadra. La partita è stata una partita impeccabile, pulita, ma tutto il reparto, anche Olivera oggi una prestazione rispetto a delle sbandate che ogni tanto si prendeva in alcune partite, è cresciuto. La squadra sapeva, secondo me era preparata psicologicamente che la partita la poteva vincere in questo modo. Poi può darsi che tu facevi 2 gol e usciva spettacolare, però non si era innamorata di questa idea facile di vincerla e questo gli è stato d'aiuto. Veramente. E poi c'è questa rumori di recupero. C'è anche la questione del quarto. Forse avesse giocato Politano dall'inizio, Beukema aveva più senso, ma con Gutierrez si sentiva più sicuro con Juan Jesus lì. Queste sono altre cose che insomma le sappiamo poco se non gliele chiedono. A volte poi gli allenatori si nascondono, alcune cose te le dicono e alcune no. Però questa è un'altra ipotesi che possiamo fare tranquillamente. Come all'epoca, ricordi, si diceva Olivera per le partite più difensive, Gutierrez per le partite più offensive, quando eravamo a 4. Però ha fatto anche il contrario, perché ricordo che mise Gutierrez con Berardi avversario, quindi o un altro esempio simile. Il discorso che ti ho fatto prima, esteticamente su alcune partite potremmo avere da ridire, o abbiamo da ridire, però come continue varietà dettate dall'esigenza, dalla crescita tecnica, tattica di alcuni calciatori, siamo contenti che stanno crescendo, perché Guterres all'inizio stagione non è quello, è migliorato. Quelli che dicono non fa migliorare, no? E ci sta regalando molte riflessioni,
Cioè, stiamo imparando abbiamo molti interrogativi, per esempio, prima di una partita. Cioè, per esempio, la formazione di Conte non è quella di Sarri, che tu la sai prima a memoria, è inutile citarla, no? Già anche per le, vedi, anche per l'imprevisto dell'ultima ora, no? L'influenza gastrointestinale di Holland. No? Però un altro allenatore, casomai bestemmia anche nelle lingue che non hanno, lui dice vediamo com'è, ci sarà stato un piano gara che è stato ricambiato, perché ovviamente la profondità di Højlund non la potevi più avere. Ragazzi, perché Che devo ne pensi? Buongiorno, scusate. Non lo so, Massimo per aggiungere. Perché forse Buongiorno è visto come quello che ha avuto un pochino di defiance quest'anno, però è in crescita di nuovo, cioè noi dobbiamo secondo me vedere la speranza è che di rivedere il Buongiorno che si era visto a Torino nel momento in cui risolve i problemi fisici, perché poi quello è ha perso un pochino anche di tu perdi anche sicurezza, cioè quando non ti senti al 100% e sai che devi fare uno scatto. Oggi ha preso una munizione subito a 11° minuto, no? Quindi si è fatto 90 minuti compreso il recupero col giallo, non ha proprio rischiato nel ruolo più delicato il centrale della difesa a 3. Buongiorno la testa ce l'ha. Raga, io dico che psicologicamente avere Conte alle spalle con un Napoli in recupero, trovare Bologna e Lazio sul percorso verso lo scudetto, voglio sognare. Ci hanno fatto fuori con l'Atalanta definitivamente, io quella partita non me la non va giù. Ce l'avrò nei miei incoli per molti secoli, non anni, eccetera. Quella è stata la pietra tombale, anche Parma prima. Cioè deve proprio crollare, ma non crolla l'Inter, vedi già tra Roma e Como non doveva fare più di 2 pareggi, non ci innamoriamo di qualcosa che non avverrà. Certo, ti fa pensare che detto con tutte queste problematiche, con 3.000 infortunati, come si chiama, ma tu il tuo campionato lo stai facendo. Poi si dice la peggiore Champions, sì, con mezza squadra fuori per metà campionato, perché anche oggi avevamo 6 assenti. E che assenti. E comunque la prima della nuova Champions, io i paragoni con le altre Champions a me non mi stanno bene, perché non è lo stesso sport, è un'altra cosa. Francesco ti fa una raffica e già stavi rispondendo ad alcune di queste considerazioni. Siamo in Champions League, lotta scudetto ancora aperta, hai lanciato la sfida per il prossimo anno, Conte resterà, la pasta e patate come si fa? Senti, siete legittimati a fare tutti gli scongiuri di questo mondo, però la squadra mentalmente ha avuto molti momenti, ma purtroppo momenti della stagione dove crollare, disunirsi, eccetera. Non solo non sta lì, oggi addirittura si è preso il secondo posto, che non è solo un fatto emotivo, non era scontato, è un fatto anche economico, è un fatto che ci farà fare un sacco di risate. Perché poi toglieranno la Supercoppa se arriviamo secondi. Ovviamente, quindi, perché ancora non si sa, quindi perché poi non lo vinci lo scudetto, però tu dici io l'ho difeso con onore, poi no, cioè dopo uno scudetto arrivare secondi, io sinceramente non trovo, soprattutto il Napoli che non ha 50 scudetti nella sua storia, dico non ci vedo niente di disonorevole. Con tutte le difficoltà, vediamo. Io penso che il Como faccia passare l'Inter, quindi non mi sono innamorato come dice mio fratello, non ti innamorare di qualcosa che non avverrà. Conte sul fatto che resterà, non mi fate dire qualcosa che poi non avviene. Io ho molta preoccupazione su quello che sta succedendo e ho anche molta preoccupazione perché come sempre la nostra società è di una debolezza incredibile. Non si permettono di fare cose del genere con altre società, e né De Laurentiis dice nulla, perché io avevo detto contro il mio allenatore, perché ci deve essere questa narrazione prima di una partita importante, invece noi dobbiamo subire, cioè Conte ha un contratto fino a giugno, non di quest'anno, dell'anno prossimo, no? Ti fa capire la debolezza anche a livello mediatico della nostra società, nonostante abbia vinto 2 scudetti. A me questa cosa dà molto fastidio, perché non avviene e non è avvenuta e non avverrà con altre società, quindi ti devo dire resterà e poi non resta. Guido, ma ci avevi promesso non resterà, ma come tu hai detto? Sono infastidito, questo ti dico, a livello proprio professionale, che non mi piace.
Sulla lotta, io penso che se lui dovesse restare, quindi ripeto una cosa che ho già detto, a questo punto quest'anno qui diventa una seria palestra di allenamento per l'anno prossimo. E sarebbe molto deludente se le lezioni di quest'anno non venissero in realtà realmente recepite, come si diceva un tempo, hai fatto tesoro, eccetera. Allora che continuiamo a fare questa è la prova di maturità, questa partita l'anno scorso l'avremmo persa, no, si parte con una mentalità dove tu devi fare un campionato, ci provi a farlo divertirci sempre, poi puoi anche perdere per un punto, però tutta una narrazione psicologica provinciale che ci ha sempre accompagnato, non Valerio e Guido, dico l'ambiente napoletano. Ecco, io tenderei, se dovesse essere Conte a escludere, cioè io mi sento già da oggi che noi la escluderemo, Valerio. Poi ovvio che ci vediamo partita per partita, perché non avrebbe senso sportivamente, no? Visto che poi tranne la Juventus, tra l'altro dei record, no, lo sappiamo, Conte nel Chelsea, nell'Inter, non è rimasto 3 anni, quindi già per lui sarebbe una rivoluzione. Un cambio, assolutamente. E sarebbe anche un'evoluzione in base a quella famosa intervista che lui fece in quella famosa trasmissione dove dice io ho sbagliato, però era anche molti anni fa, era anche un Conte più giovane, sempre ambizioso, non dico più immaturo, forse più impulsivo, no? Quando lui dice io sono migliorato molto, io lo vedo, nel senso lui proprio sta mantenendo quella fame di vittoria, perché questo se domani gioca a biglie sulla sabbia con i miei nipoti non li lascia vincere, però è meno impulsivo, cioè questo va bene e lo vedo, lui stesso ha detto ho imparato a usare termini diversi con i giocatori, cosa che ci hanno detto i grandi allenatori, te lo dico anche Allegri, ha detto non puoi fare gli stessi discorsi a tutti i giocatori, ma lo dico, no, guarda, c'era il maestro, così alleggeriamo poi subito, Sorrentino, io dire che lo adoro dalla prima ora è poco. Sorrentino l'ha detto, ci sono attori che vanno coccolati, attori che vanno difesi, attori che non hanno bisogno di nulla, anzi se gli parli troppo, e uno non se l'aspettava che Harvey Keitel, grandissimo attore, carriera mostruosa, è inutile citare i vari capolavori a cui ha preso, con registi diversissimi, da Scorsese a Albert Ferrara, è uno di quegli attori che ha bisogno di essere protetti. Quando lui l'ha dichiarato in questa intervista, per me è stata una sorpresa, perché pensavo che invece che Harvey Keitel, e quindi anche i calciatori che addirittura sono molto giovani rispetto a per esempio un Keitel, no? Detto, ci sono giocatori che hanno bisogno di un certo tipo di linguaggio di assicurazione, giocatori che hanno bisogno di essere lasciati in pace, e Conte probabilmente era un martello tutti alla stessa maniera e sta imparando che invece anche nel linguaggio deve essere un po' diverso. Tra l'altro, io ho visto a un certo punto una palla che arriva a De Bruyne e Conte, è una sensazione mia, non ne sono sicuro, però distinto Conte muove col joystick, no? Tutti i passaggi, tutte le pressioni. Secondo me con Kevin lo fa un po' di meno. Sì, è una sensazione mia, perché ti confronti, no, con quello che in campo non dico è pari a te perché comunque è un tuo giocatore, ma gli lasci modo di guardare lui quello che è più adatto al momento. Secondo me anche per un'altra ragione è una sensazione, io non sono il Vate eccetera, perché certi giocatori tu li devi mettere nelle migliori condizioni psicologiche e fisiche per far bene quello che sanno fare. E ovviamente il famoso discorso di Larry Bird che già vi ho fatto del basket, tu certe intuizioni o giocate che ti fa la finta, ti fa cadere Modric e poi ti fa l'apertura, aspetta, non le puoi prevedere, non le puoi giocare, quello ce l'hanno non le pensi nemmeno, Conte è mediano, insomma. Dico, quindi così diventerebbe non solo limitante, ma sarebbe, ecco, quell'atto di presunzione, io non riesco a pensare, quindi gli indicherei delle cose banali che vanno anche bene, però gli limito la possibilità di quelle intuizioni, quella giocata che in più lui ha e che ovviamente l'ha reso quello che è.
Quindi io credo che sia un misto, no? Non solo per quello che ti porti dietro di carriera, ma anche detto come Conte ha distrutto tutta la narrazione che l'ha accompagnato, che non abbiamo certi giocatori, detto, no, io gli dico di osare a Alison Santos, no? È tutto il contrario di quello che veniva raccontato, quindi io credo che è un misto, no? Oltre che di rispetto, di utilità. Rispetto per il calciatore, ma anche l'utilità, perché ha detto a me serve che lui poi la giocata la fa. Credo che tu debba leggere questa domanda, osservazione importante. Allora, prima di tutto ringrazio Tore che chiede se 123 spettatori e 432 like, spolliciate un po'. Comunque Alisson e Gutierrez sempre meglio. Manna allora non è così scarso. La considerazione di Tore, che ringrazio sempre. C'era anche un altro messaggio che volevo prendere, editore, ma volevo, prima che Guido rispondesse a Su questo... Manna sono rapido in un secondo. Io ho detto incomincia a valutarlo dopo il terzo anno, con calma, perché tra l'altro è molto giovane, è la sua prima esperienza, quindi non ho bisogno di andare oltre, perché secondo me volevo essere calmo, non dopo i primi 5 anni, se rimarrà 5 anni, 3 anni, valutando con molta calma. E tra l'altro i giocatori si valutano alla distanza, cioè, qualunque direttore sportivo, anche il grande Sabatini, che insomma veramente non ha nulla da dire, pure lui ha detto qualche sbaglio li fa, cioè, quindi importante Corvino, si dice sempre Corvino indovina sempre gli attaccanti, Stulic fa schifo, si può dire. esatto. Quindi se su 10 5 sono molto buoni, 2 così e 3 di sbagli, hai detto cavolo, 3 ne hai sbagliati, però 5 molto buoni e 2 erano buoni, hai detto è impossibile che su 10 tutti i 10, quindi calma. Domanda, diciamo. Domanda di Drugo, che mi ripete sempre il nome, io me lo perdo sempre, però va bene. Ma Spinazzola e Jesus non fanno parte di quei 2 o 3 giocatori che in rosa, anche se abbastanza maturi calcisticamente, devi avere e tenere in considerazione? Allora, io credo che per Juan Jesus non ci siano problemi di nessun tipo, soprattutto se resta Conte. C'è una discriminante, perché proprio che lui stesso, lui ha fatto 5-5-5, che non è il nuovo sistema di gioco di Oronzo Canà, quindi Roma, Inter e Napoli, che come scelta di vita lui e la famiglia potremmo dire amiamo, stiamo bene in Italia, è arrivato il momento di tornare a casa e tu lo devi accettare. Francesco. No, diciamo no. E sono valutazioni personali che vanno rispettate, che io non posso conoscere, però detto, se Conte mette il veto da un punto di vista calcistico non è solo un fatto di spogliatoio, è come quando io dissi l'anno scorso, quando rimarrà importantissimo, sono cose importantissime, perché tu per andare a comprare un giocatore del genere, anche giovane, dovresti spendere un sacco di soldi. Non puoi spendere un sacco di soldi per un giocatore di una certa età che poi gioca poco, perché immobilizzi una cifra importante. Quindi anche a livello di bilancio cercate di ragionare meno istituto luce, nel senso, tu un giocatore che non devi pagare come cartellino, come si chiama, ha un ingaggio gestibilissimo. Se Juan Jesus per 10 partite non gioca, non ti rompe lo spogliatoio, lo compatta, perché mentalmente lui è pronto per fare una stagione di tappabuchi e sta dimostrando di essere pronto, pure dice no, ma io mi devo fare 15 partite di seguito perché mancano tutti. Però il punto è, metti che ritorna Kim, facciamo un esempio, no? Così facciamo esempi concreti, e Kim non gli puoi far 10 partite in panchina, perché avrebbe uno stipendio importante, un giocatore importante, non è Se lo può permettere il Bayern di fare così. esatto, non è un giocatore a fine carriera, no? È chiaro che non è Juan Jesus titolare, è la sicurezza che se io delle partite devo rifiatare uno è squalificato, ho detto no, sto in braghe di tela, e non mi fa saltare il bilancio. Per sostituirlo con quella qualità devo spendere tanti soldi, ma tanti soldi, avendo Rachmani e Buongiorno e Bekemà abbiamo speso tanti soldi, ragazzi, non facciamo voli blindati, alla fine è giusto aver confermato Contini, cioè poi tu, dato che devi spenderli per l'attaccante Olio, cioè non è il palto di Napoleone, però lui potrebbe voler tornare in Brasile. Spinazzola credo che sia un po' più complicata, perché lui potrebbe dire io speravo un contratto di 2 anni, me ne offrono 2 lì, ho capito che vi voglio bene, però voglio essere più sicuro come carriera di 2 anni. Lì sarebbe la Juve, perché ci stanno molti rumori che Juan spallettano. Jesus ha più anzianità di servizio, sono 5 stagioni nel Napoli, diventa dopo Lobotka, Rachmani, nel senso c'è veramente un senatore, però vediamo. Se dovessimo ragionare nella squadra dei sogni di Guido,
ma non si fa così il mercato, sarebbe troppo facile. Noi abbiamo bisogno di 2 acquisti, nemmeno tutta sta... Ed è un esterno basso a destra, ma proprio subito basta, non se ne può più di continuare a rimandare. Vabbè che stiamo adattando Juan Jesus, Di Lorenzo, eccetera. A seconda di come vogliamo valutare la situazione Elmas dei Bruin, visto se vuoi là, ho un centrocampista forte a questo punto, ma te li devi tenere tutti e tu ti puoi fare veramente il campionato che ogni domenica può rifiatare mezz'ora uno e hai un centrocampo tra Lobotka, Gilmour, McTominay dei Bruin e l'Anghissà è quello nuovo. Ho un esterno alto importante. Mantenendo quelli che abbiamo, ma sarebbe un Napoli dei sogni che ha la forza contrattuale economica di mantenere la squadra che ha, perché poi qualcuno è cresciuto, vediamo, perché poi invece ci possono essere varie partenze, forse lo botto una parte, cioè, è prematuro però, è prematuro. Raccolgo un'indiscrezione, insegno chitarra a una persona che conosce JJ, mi ha rivelato che la prossima stagione non giocherà più con noi, ovviamente non rivelo il perché, cose che spesso non pensiamo, come la vita familiare, quindi è tutto... Sì. Può essere che dopo 15 anni tu dici voglio tornare, te lo chiede la moglie, anche perché cioè, la gente ha un attaccamento sbagliato e morboso, che fortunatamente io non ho mai avuto, diciamo, nella vita con nessuno, con i calciatori. Cioè, questa gente ha il suocero, la suocera, lo zio, la cuginetta, la nipotina. Non siamo, io non ho più i nonni e le nonne e mi mancano, però ho detto, cioè, sono esseri umani che potrebbero anche, la moglie potrebbe anche dire, io però gli ultimi anni di mia madre me la voglio godere, se permetti, guarda, Caspita, I programmi, i progetti con i figli, magari tu arrivi a fare il tot di scuola. Lo dico col sorriso, con calma, però ho detto, cerchiamo di non essere morbosi, non ci appartengono. Possono essere anche gli eroi perché sono gli eroi calciatori, però non ci appartengono, comunque loro hanno una vita, hanno degli affetti, non è solo il calcio è il lavoro, chiaramente che li ha resi quelli che sono, perché gli permette di fare quella vita, però Billy Wilde quando doveva smitizzare il mondo dello spettacolo usava questa espressione, si infilano i pantaloni una gamba per volta come tutti noi, quando doveva dire no, i grandi attori, ha detto, però si infilano i pantaloni una gamba per volta. È molto elegante rispetto a quella che di solito si usa, che vanno in bagno. Era secondo Billy Wilde, però, Valerio. Appunto, secondo te Conte, se dovesse restare, potrebbe chiedere alla società uno sforzo importante per avere almeno un secondo De Bruyne per importanza e leadership, specie se parte Lukaku? Io credo che se Conte resti, Conte, Manne, cioè, hanno le idee chiarissime. Lì non si faranno trovare in periodo, hanno idee chiarissime, quello che serve, conoscono perfettamente la situazione del mercato nel Napoli, non diciamo le criticità, quelli che sono i parametri, perché poi non è una criticità, sono dei semplici parametri là, quindi anche qui non facciamoci prendere dalla narrazione né entusiasta, i famosi sigari che ci hanno accompagnato per 2 anni e né falliremo, partiranno tutti, anche perché io ho vissuto il trauma dell'abbandono di Maradona, però poi abbiamo vinto altri 2 scudetti, quindi insomma, era Maradona, non è nato più nessuno come lui. Pure Giuntoli ha fatto bene da noi e ha fallito con la Juve. Questo secondo me è proprio a sottolineare il discorso che faceva Guido, no? Aspettare almeno un 3 anni per valutare. Non hanno avuto pazienza, l'hanno bruciato subito. Tra l'altro, non vincendo da alcuni anni, la Juve più non vince più sclerotica. E secondo te Guido si è bruciato Giuntoli con questa cosa? Perché no, tornerà, perché uno ancora ha 50 anni, ancora bravo, giovane. Zazzoloni ha fatto una bella intervista dove lui tra l'altro faceva, vedi che quello comunque sta andando bene, questo andando... perché poi piano piano si rivalutano i calciatori. Sì. Mi sembra bruciato una parola esagerata, anche perché poi non è che la Juve è fallita, con Champions è andata, non è che dice la Juve è arrivata ultima e non è che sta stravincendo, e ovviamente perché poi accetto la tua definizione, perché di una persona educata e per bene ovviamente la citi perché come è stata raccontata, ma è ovvio perché tu è raccontato come che dopo il Real Madrid c'era la Juve, non ha vinto
Giuntoli out e lui perché poi domenica ah, Giuntoli. È come Motta, no? Io Per lo ricordo stesso... che a tutti noi che il 99% dell'ambiente napoletano non solo in addette di cotte e di cruda, voleva l'esonero, le dimissioni immediate dopo Bologna-Napoli. Certo. Se noi, Valerio e Guido, vi avessimo dato retta, Adesso dobbiamo fare tutti i e non caprioloni. parliamo dei tifosi, parliamo di tutto l'ambiente napoletano. Poi i tifosi fuori dallo stadio, se ne deve andare, se ne deve andare. Ricordiamocelo, cioè non 20 anni fa, no? Ma dove, scusa? Francesco dice che a pressing stanno parlando di un rigore non dato al Milan. Io posso Ho immaginare capito quale qual sia. era, ma anche Marelli ha detto sì, sì. Un po' di abbraccio. Se fanno così, io mi sono segnato 49-20, spinta a McTominay. Il pallone non lo stai contestando. McTominay sta andando verso il fondo per controllare o mettere il cross. Lo spingono. È poco il rigorino, eccetera, eccetera. Contrastiamo. Io non mi metto non apro la live dicendo il piccione non ci ha dato un rigore. Assolutamente. Due Però sciocchezze oggi. se si Guarda, un paio di permettono. fuorigiochi non fischiati, ma è proprio una sciocchezza. Esatto. La partita è stata veramente molto serena, anche l'arbitraggio senza protagonismi, anche quando abbiamo sentito che spiegava delle cose. Bravo. No, io oggi sono pienamente soddisfatto. Poi ci sarà l'errore, però ragazzi, arbitrare 95 senza manco un errore. Però mi è piaciuto proprio l'atteggiamento. Vedete, quando a me una cosa piace, io sono contento di poterla dire. È proprio l'atteggiamento che non è stato vanitoso, malizioso, come sia. Cioè, ha dato serenità. I giocatori sono stati sereni, anche un paio di interventi casuali di contatti, no? Subito il milanista, il napoletano di turno si è scusato perché Bravo, perché non è solamente l'arbitro che forse ha indirizzato bene la partita, nel senso che non l'ha innervosita. Un Salemakers che di solito uno sempre si accende, capita quella cosa che rotola, niente, si danno la mano così. Pavlovic che ha il colpetto da si danno la mano, non c'è problema. Scusa, mi è piaciuto molto, cioè io ho sempre Atalanta-Napoli, che non è solo i 3 errori a nostro sfavore, ma è tutto l'atteggiamento, degli atteggiamenti di Chiffi. Posso dire che non mi sono piaciuti o non sto offendendo nessuno? No, io oggi sono molto soddisfatto. Cioè, io ho visto qualità e serenità nell'arbitraggio, che è la cosa che noi vorremmo vedere tutte le partite, in tutte le partite, scusa. Cioè abbiamo l'approvazione di Levitan, che ringrazio e saluto, Alberto che è il nostro ex arbitro, che conferma il piccione è stato bravissimo stasera. Ma è proprio l'atteggiamento, Valerio, che mi è piaciuto. Ripeto, poi ci può essere l'errore di un arbitro e lo varranno a trovare, però non puoi dire niente, cioè, non si è eletto a protagonista della partita, perché l'arbitro dovrebbe arbitrare, poi non ha responsabilità se una partita è più spettacolare, lì che mica poi però creare quelle condizioni dove i giocatori non si sentono perseguitati, per esempio che c'è stato questa volta poi può anche essere ingiusto che un giocatore ha eccessivamente mania di persecuzione, però noi abbiamo avuto delle partite che sono state indecenti. Assolutamente sì. E questo mi crea dei sospetti. Che Mogan non conta più niente. Si può arbitrare Perché io, così. Valerio, la favola che ragione. su 4 scemi non ci credo, e infatti a me sta favola che sono scarsi, che così è l'alibi, no perché sono scarsi. Se tu sei scarso, sei sempre scarso. E io a volte vedo Britare, e non solo oggi delle partite internazionali, altre partite, no, a volte abbiamo visto degli arbitraggi, ed è capitato qualche volta, l'abbiamo detto con grande gioia, di grandissima qualità, anche in decisioni che erano raffinate e difficili. Certo. Però Visto quello nella narrazione ormai il popolo è convinto, sono scarsi, perché tutti i colleghi sono scarsi. No, ma non è che non esistano, ma tanto sono scarsi, va bene. Visto quello che è successo con Spalletti, magari il non parlare per dare una direzione specifica alla narrazione è una mossa per non perdere di credibilità in caso di mal di Conte. Esempio sbagliatissimo, e io mi censuro. È una cosa che ho detto ai poeti, cioè non lo voglio proprio mettere in mezzo questo argomento, senza offesa per il Signore.
no, perché ci sono delle cose che a questo punto no, non capisco, Valerio. Permettimi. Se prendi Spalletti non lo puoi esonerare in quel modo, poi qual è questa grande colpa di Spalletti? Poi anche Gattuso ha perso con la Norvegia. Ci sono delle cose che non mi tornano. No, Non è no, vero. io credo Sì, ho capito non Spalletti nazionale, il Napoli se perde Conte, cioè il Sì, Napoli non... sì, però proprio tutta la narrazione intorno a Spalletti, perché Spalletti è andato alla Juve passando per la nazionale, come Serri è andato alla Juve passando per il Chelsea. Ehm, mm, Mi spiego meglio, almeno così non mantengo la censura che mi voglio dare. Cioè Spalletti ci è costato un campionato dopo che abbiamo vinto un campionato, ma non per colpa sua, per colpa vostra, dell'ambiente, dei colleghi, eccetera. La separazione con gli Spalletti, mettiamo per assurdo che è proprio una bruttissima persona, signor Spalletti, non sto dicendo questo di lei, no? Ah, ok, meglio, la gestivi, cioè, noi siamo stati 1 anno e mezzo, ancora adesso, basta, hai vinto lo scudetto, se ne è voluto andare, aveva paura, vai avanti, e invece noi siamo rimasti in questo loop mentale, poi i giocatori, quello non era credibile, ha preso quelli lì, e ci ha causato un crollo in quell'anno. Quindi io, quando l'allenatore non è più il nostro allenatore, senza nessuna malizia, dico, soprattutto se poi è un gran signore come Gai Benitez, Ancelotti, ragazzi andiamo avanti con la mente, altrimenti rimaniamo non solo fossilizzati, creiamo tutta una serie di cortocircuiti, di alibi, di come si chiama, eccetera, eccetera. Quindi, così riesco a mantenere la mia censura. Non mi sta piacendo la narrazione su Conte, perché vedo di nuovo quella tossicità e quella fragilità che noi viviamo sempre. Dov'è il salto di qualità? Tra l'altro in un momento cardine della stagione. Non mi potete Cioè, dire... ho Sì, capito, voglio spiegare quello che ho capito, mi dai ragione o no. sì. Il fatto che sia successo quello con Spalletti, cioè che tu tenevi e poi alla fine l'hai dovuto mollare, resti ancora legato a quell'errore se non reagisci oggi su quello che stanno facendo su Conte. Cioè, è come se ancora stessi subendo le conseguenze di quello che è successo prima. Io vedo una fragilità, Valerio. Ho capito che poi io ho capito perfettamente, perché poi dovendoci censurare non voglio dire certe cose. Io ho capito No, è quello, perché poi perdere credibilità se ho non capito succede perfettamente è la fragilità. la bontà e l'onestà del commento, ok? Che condivido, che trovo interessante e non provocatorio, cioè, e che vuole capire. Certo, certo. Quindi a cose così è meglio, cioè io questo commento lo leggo, lo sposo, interessante, e voglio rispondere fino a un certo punto. Siccome mi voglio fermare, dico, concedetemi qualche volta che non mi sta piacendo, ma non adesso, da settimane, e la trovo come una forma di fragilità societaria, non di Conte dei giocatori. Siccome i giocatori, come tra l'altro loro stessi ci hanno raccontato negli anni passati, e ci hanno raccontato anche di Gattuso, ovvero di un grandissimo allenatore dal punto di vista umano e tattico, a dispetto della narrazione, e adesso anche la bellissima, commovente e molto più matura intervista di Insigne, l'ho trovata anche molto sincera, di oggi, lui che dice il rapporto che ha avuto con Gattuso umano, lo sappiamo, con Sarri, è ottimo, e quindi questa cosa che Gattuso... Lui cita Sarri e Gattuso, non cita manco Spalletti. Esatto, no? Che poi l'ha avuto. Ma l'hanno citato tantissimo, non facciamo l'elenco. E anche Koulibaly che poi se n'è andato, no? Lui disse, Certo. quindi non erano le famose macerie, perché se Spalletti fosse partito dalle macerie ci avrebbe messo molto più tempo, e invece era partito da una delusione sportiva cocente, sicuramente, la mancata qualificazione in c'è, delusione sportiva cocente, ma non macerie umane. Il livello... E infatti tu sei arrivato terzo con quelle 2 partite, Empoli e Spezia, mannaggia, in casa, che perdemmo lì, e poi anche al ritorno l'Empoli, 79 punti, che comunque fu un buon punteggio. Cioè. Quindi le scorie, tornando a questa cosa, di narrazioni anche molto lunghe, e sta durando troppo questa cosa di Conte. Tra l'altro lui non l'ho visto ancora oggi, che dice l'anno scorso però doveva andare alla Juve, no? Cioè lo vogliono sempre da un'altra parte, Sì. tranne da noi.
Tra l'altro c'è molta gente, molti colleghi, anche molti tifosi e molti anche youtuber, immagino i mangiatori di merendine scadute saranno i primi che lo vogliono fuori da Napoli, ma perciò mangiano le merendine scadute. Ho la sensazione che Spalletti quel playoff con la Bosnia, chissà. Tra l'altro Spalletti ha parlato, ho letto delle dichiarazioni post Juventus Genoa, dove è ritornato sulla nazionale e ha detto io ho visto Gattuso, ha praticamente difeso Gattuso, ha detto io non ne sarei uscito vivo dalla situazione, da Bosnia-Italia come si è sviluppata, non sarei stato in grado di fare meglio di lui, quindi... È un discorso, non quello di Spalletti, quello sulla nazionale, talmente puerile. Se lo vogliamo trattare lo trattiamo, se non lo vogliamo trattare non lo trattiamo, perché se lo vogliamo trattare dobbiamo essere un pochino pazienti e precisi, 2 o 3 cose vanno dette, se non lo vogliamo trattare il canale è tuo. E diciamo. Allora Valerio, ci sono 3 premesse, la prima rapida, che sono dispiaciuto umanamente e sportivamente. Umanamente perché mi dispiace per i più piccoli e anche per gli anziani, corretto, che i più piccoli tengono un po' più di tempo. Quindi mettiamo in chiaro che non sono di quei giornalisti che poi contento lì ci sta bene, no, mi dispiace. Io la posso sopportare perché sono quell'età di mezzo, ha vissuto i mondiali, diciamo, c'ho ancora Pertini negli occhi, quindi sono dispiaciuto. Seconda premessa, partiamo battuti. Cioè, giornalisticamente so come funziona, tu sei un giornalista di provincia, non conti un cavolo, fai la parte di quello che rifiuta il tapiro dal gabibbo, te lo devi prendere zitto, quindi sai benissimo come funziona questo sistema, quindi qualunque cosa diciamo sono lo scemo del villaggio, quindi a priori, no? Qual è il problema? Quindi partiamo battuti, è che quello che semini raccogli, è un fatto sistemico. Mi spiego, noi possiamo raccontarci, mi spiego, spero bene, e va benissimo, io lo accetto umanamente, giornalisticamente, sportivamente, ormai ho accettato che morirò in una nazione razzista, che moriremo 4 scemi, io accetto che si venga a dire che Di Marco c'ha il piede sinistro meglio di Maradona e tutte le cose che possono essere state dette, inutile fare l'elenco perché dobbiamo essere brevi, li accetto e hanno anche una logica mediatica. Ok Valerio, però c'è un problema, mannaggia, che poi devi andare in campo, porca miseria, ma che scocciatura Valerio. Poi deve parlare il campo. Vabbè, ma nel campo ci raccontano che Francoforte è meno forte del Torino, che la squadra che ha battuto Gattuso è meno forte del Giuliano, non è una verità, è un'opinione che è spacciata in realtà. Allora concludo, ti posso fare un esempio. Tra l'altro è un'opinione che non è corroborata perché non ve li siete studiate quelle squadre. Posso farti un esempio cretino, che è volutamente cretino. Quando giocavo a pallacanestro io avevo il 90 e passa per cento di tiri liberi. Lo sai perché avevo il 90 e passa per cento di tiri liberi? Tu dicevi perché hai uno stile preciso, hai i gomiti stretti, hai una mano molto piccola per una persona di 1,90 m, no. Perché non ti emozionavi, ispiravi bene? No. Queste sono condizioni necessarie ma non sufficienti. La ragione era molto banale, Valerio. Mi allenavo tantissimo. Finita l'allenamento, io se su 100 tiri liberi non ne mettevo almeno 90, non andavo a casa. Non 89. Non 88, non è il 90%, è 88, 90. Ne devi tirare al 100. E tu mi dirai, Guido, ma questo non è un esempio cretino, è un esempio vanitoso, sei una persona insopportabile, che ne me ne frega a me alla community. C'è una morale nell'esempio di Guido. Se io domani vado a trovare Valerio e giochiamo in un campetto, anzi, playground, perché stiamo a New York. Caro Valerio, tu pensi che il buon Guido avrà il 90% ai tiri liberi? Ti do una brutta notizia, manco lontanamente. Perché non ti sei più allenato? Perché quello è il Guido di 20 anni fa. Noi ce lo possiamo raccontare di Marco, il Napoli di Vinicio, eccetera, però c'è questo cacchio di problemi degli A, che non siamo più quelli di 20 anni fa. B, l'esempio, e l'ho fatto appositamente cretino, perché il tiro libero è un'azione da fermo, non contempla l'avversario. Senza avversario.
Che infatti nei nostri ragionamenti non esistono mai, basta dire che Di Marco al piede sinistro. Ma a me va bene, figura ci sta, perché Guido Gentili, che non ha la televisione, è venuto a saperlo, quindi non ha manco... Pensa un po' come queste cose comunque funzionano a livello... Però purtroppo Valerio devi giocare. E la Norvegia di 20 anni fa era in un modo, adesso queste squadre si sono evolute. Noi negli ultimi 5 mondiali abbiamo fatto eliminati, 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 gironi e gironi. Sono 5 mondiali con il prossimo. Sì, ma siamo 4 mondiali, storico, sì. Già quello di Lippi è 2006, sono 20 anni esatti. Ma oltre questo, gli avversari nel frattempo non è che si sono stati fermi e detto, oh, voi siete bravi, 4 mondiali, vi ammiriamo. Qualcosa è successo. Quindi noi ci possiamo raccontare tutte le cose di questo mondo, ma io mi sono invecchiato e non mi alleno più. E nel frattempo, se andassi a giocare, ci sarebbero dei ragazzini che non mi fanno vedere la palla, come è giusto che sia. Però ci raccontiamo le favole. Vorrei chiudere qua. Allora qual è il punto? Che se noi non abbiamo l'umiltà di partire da questo, che ci siamo raccontati favole su troppe cose, perché la problematica non è il fatto degli stranieri non stranieri sono stranieri, che tu hai creato una popolazione di tifosi molto violenta, sclerotica e superficiale, perché io sono al di sopra di ogni sospetto, basta prendere la live sul caso del Bastoni, che ho detto, secondo me è esagerata tutta questa reazione. Alla fine non è che è una partita normale dove l'Inter vincerà lo scudetto, la Juve comunque ci andrà in Champions, può darsi che non ci va per un po', va bene. Però ragazzi, è esagerato il clamore mediatico, anche le offese a questa persona che ha compiuto un gesto antisportivo, va benissimo, non che va fatto, però c'è una sproporzione enorme, poi addirittura lo premi, poi addirittura li... A standing ovation. Quindi che succede? Succede che poi paghi dazio. Succede che De Laurentiis può dire quello che vuole, però ogni tanto uno può fare pure il giornalista e dire, Presidente, ok, però 16 squadre avevano 32 stranieri, poi arriva quel rompiballe di Guido Gentile e dice no, 31, perché il Napoli non aveva confermato il contratto a Daniel Bettoni, gli stranieri non erano 32 nel campionato, ma 31. Cioè solo il Napoli non ne aveva quello in più. Quando il Napoli ha vinto lo scudetto, potete andare a controllare negli almanacchi, l'unica squadra che aveva un solo straniero sui 2 al massimo tesserabili era il Napoli, perché il contratto di Daniel Bertoni era scaduto e non fu rinnovato. Questa è storia, mi permetto di dire. L'ha detto. Quindi il paragone non è fattibile perché gli insiemi non sono omogenei, non è 16 e 16, è a 16 con 2 stranieri e 16 quanti stranieri potremmo tesserare? L'Europa ti consente di tesserare fino a 5 stranieri? Altra domanda di Guido Gentile, quando le cose sono fatte a cacchio. Le TV ti darebbero gli stessi soldi per 8 giornate di campionato in meno, caro De Laurentiis? Senza i giocatori stranieri di un No, certo no, intanto sono 8 partite in meno, come se io dicevo devo andare a vabbè, no, ero andato un attimo oltre. Dice ok, Aspetta. forziamo i vivai nelle No, squadre. intanto tu hai 8 giornate in meno di campionato, da 38 a 30. Ti devono dare non più soldi, addirittura gli stessi soldi. Non lo Non so. perdi solo Pisa Cremonese, perdi anche Cremonese Inter, altre squadre. Altra domanda che mi faccio. Le società che adesso, perché si è creata questa sclerosi nel Milan e nella Juve che non stanno vincendo, no? Hanno la forza culturale di schierare dei giovani e farli crescere, perché col campionato a 16 squadre, caro De Laurentiis e cari colleghi, le partite che ti puoi permettere di sbagliare, il lusso di sbagliare, diventano di meno. E se adesso basta un Bologna-Napoli per crocefiggere in sala mensa Conte, con il campionato a 16 squadre, tu non puoi perdere tutte queste questi pareggi. Il livello di errore io non ho problemi a livello giornalistico e tifoso, non li ho mai avuti.
Voi come vi mettete? Siamo pronti culturalmente? Abbiamo costruito una generazione di tifosi che è culturalmente pronti a accettare questa rivoluzione? Andiamo al fatto tuo. Quanti stranieri potremmo tesserare? Ci sono molti interrogativi e fragilità nella cosa. Ha trovato la soluzione. In un campionato dove possono eliminare 5 diventa attrattivo. Altra domanda, quanta competitività sportiva perdiamo in campo europeo? E l'ultima domanda, perché poi lui ha detto una cosa bellissima. Inghilterra 20, Spagna 20, Germania 18, Francia 18. I campionati vengono fatti dalla UEFA, no? Cioè le pause, eccetera, la Champions League. Non è che l'Italia fa il suo campionato e decido io. Avendo un campionato a 16 squadre, quindi 2 partite in meno della Francia e della Germania, ma 4 in meno dell'Inghilterra, quando c'è la pausa internazionale c'è la pausa per tutti, ma tu avresti un momento di pausa dove gli altri campionati non hanno pause. E con chi giochi? Che lui ha detto così c'è la pausa del... Con chi giochi? Amichevoli. Ma con chi? Con la più Che non c'è italiano. che non c'è, non Quello c'è che è sfottuti i miei colleghi. Perché mica, scusa, il Real Madrid ti dà Mappé che deve fare casomai il derby con l'Atletico. certo. Che tu sei il solo che passi a 16 squadre. Sono elementi di dubbio. Io non sto dicendo come li abbiamo risolto, però che potevano fare nascere un dibattito e potrei continuarvene a dare di dubbi su questa soluzione. Anche Gioca su questo, male, educhiamo a giocare male. come fai ad imporre un italiano almeno 45 minuti under 22 ad ogni partita per ogni squadra? E se Tant'è sono vero che poi, infortunati? tant'è vero che poi c'è il grande passaggio degli under e la nazionale e il campione Serie A, perché noi lo vediamo che lì giocano con una testa diversa. Quindi anche questo fatto che non è vero che forse non ci sono i talenti, è che noi li spaventiamo e poi ovviamente non abbiamo la pazienza, il coraggio, la cultura sportiva di farli crescere in maniera sana. Cioè il discorso se culturalmente vogliamo farla questa rivoluzione, ma deve essere veramente culturale. E qual è il mio elemento di dubbio, Valerio? Che questo cambio culturale lo devono fare le persone che hanno creato questo sistema. Io ho un dubbio, però vabbè. Hai detto niente. Non persone no, persone nuove. Dico, guarda, mettiamo un commissioner come l'NBA, fuori tutti, cambiamo tutte le relazioni sportive, ci credo, ma sono le stesse persone che per 20 anni ti hanno raccontato una cosa e oggi di colpo lo possono pure fare, però i tifosi per 20 anni si sono educati in un certo modo, questo è il pericolo maggiore. Noi abbiamo educato una tifoseria, non tutta, perché ci sono anche delle persone simpatiche, garbate, brave, però che è diventata molto... ehm, è infelice, e l'ho sempre detto, principalmente infelice. La Roma può perdere 5-2, ma non potete dire siete falliti, mi vergogno, siete falliti, ma voi siete infelici a guardare il calcio, fatevelo dire. A me non fa piacere, noi abbiamo preso 6 pappine quest'anno, no? Lo sappiamo benissimo. Il peggior risultato sportivo della storia del Napoli e delle coppe, che mica me lo dimentico. Andate a vedere la live, io ho detto siete falliti, come si chiama? No. Sono contento di quel risultato? No. Però c'è anche una misura nelle cose. Sei soddisfatto? No, te lo ricorderai? No, è una bruttissima, così, rimarrà nella storia, quella peggiore sconfitta, lo so benissimo, però ci si può andare avanti e soprattutto ci si fa prendere da questa volgarità ed esagerazione. Quindi la rivoluzione culturale si può fare, ma deve avere delle basi culturali per poterle fare. È difficile. Scusa, sono stato Allora, lungo, però no, sei stato perfetto. Io vorrei andare anche a recuperare. Ho messo pausa perché altrimenti le live di sì. quel canale che io seguo poi diventano solo per abbonati, e quindi ho messo pausa. Perché avevano detto che avrebbero letto il famoso dossier di Baggio, di cui tutti parlano ma che nessuno ha.
Il faldone. No, i Ah. tiri liberi di Guido, è No, l'esempio. lo so, ma perché anche il dossier di Baggio è di qualche anno fa e nel frattempo il calcio è cambiato, quindi non sappiamo nemmeno se quello ha ancora senso oggi, quello che diceva Baggio Io all'epoca. assolutamente, perché io anzi all'epoca lo sposavo perché era una giusta rivoluzione culturale, poi un grande esempio di uomo sportivo, benissimo, ma di 11 anni e passa fa che qualcosa è cambiato e sempre Stiamo ci in sono di- gli avversari. Quindi lui stesso casomai potrebbe correggere delle cose perché nel Bravo. frattempo anche Tra lì, no? l'altro, Il discorso che si fa come se fosse la risoluzione di tutti i mali è un aggravante invece. mm, esatto. No, tra l'altro redatto, ho letto, insomma, redatto con Bacconi. Quindi non è che Baggio si è messo a scrivere 900 pagine, con un gruppo di analisti e di gente che, insomma, Ma si strumentalizzano segue anche il calcio. le frasi. Noi non lo stiamo criticando. E chi l'ha Però, letto? Chi lo primo, conosce? avevamo avuto la curiosità intellettuale e sportiva di leggerlo. Secondo, purtroppo non è del mese scorso. Esatto. Tant'è vero che 11 anni fa la Norvegia non ci dava 5 pappine, e adesso proprio con la sigaretta in bocca, e quindi qualcosa è cambiato. E quello è il problema. Ma, e chiudo, se noi oggi insegniamo a un bambino di 9 anni a giocare a pallone, fra 10 anni c'ha 19 anni e diciamo abbiamo il coraggio di mettere un 19enne in prima squadra, eccetera, ma intanto devono passare 10 anni, non è che quello da un anno in poi c'ha 19 anni. Come il famoso centro sportivo di Napoli si costruisce 218 giorni, sono passati, vabbè. Cioè, se oggi incominciamo a formare le nuove generazioni, vabbè, chi ha 15 anni, fra 5 anni ci troviamo un ventenne, ma i bambini di 8, 9, 10 anni, fra 10, 11 anni ce li troviamo. Cioè dobbiamo anche accettare il fatto ma sempre il discorso, le altre squadre di tutte le altre società si fermano, ci guardano, hanno detto ma noi sapete che facciamo? Adesso noi regrediamo, così noi ci raggiungete perché è giusto così. Non lo possiamo sapere nel frattempo gli altri quanto miglioreranno, non miglioreranno. Casomai la Francia ha un momento di appannamento, ma si riprende l'Olanda, cioè capito? Non è il discorso che Di Marco al piede sinistro migliore vabbè, non lo possiamo, lo accettiamo, lo diciamo, però, e questa è sempre la morale della puntata di oggi, c'è questo fastidio maledetto, porca miseria, ma proprio un fastidio, Valerio, che tu poi devi andare a giocare, ma perché si deve giocare sta partita? Ma non si deve giocare, basta dirlo che Di Marco ha il piede sinistro. Non ho nulla contro Di Marco, ma vedi che poi ti torna indietro una cosa del genere, Valerio? Ma sia dici, tu stai attaccando, sei anti, no, poverino il Cristiano. Secondo me lui stesso poi dice, ma perché avete detto questa cosa, porca miseria? Un po' meno, anche meno. Potevo pure evitare di esultare. Guido Gentile, che ringrazio tantissimo, che trovate su Guido Gentile piano sequenza. Guido Sta Gentile passando il bravo. sta postando, quindi vi invito, se non altro per curiosità, se avete curiosità, se avete cortesia, di farvi un giro, di guardare, Una di lasciare i persona mi ha like scritto anche a un lui. commento che mi ha commosso. Ah, Sì, va bene. perché essendo, permettimi, un canale non solo libero a perdere, quindi io mi posso permettere il lusso di fare cose folli, così. Tipo, io so benissimo che se faccio un video su una libreria storica di Parigi sarà il video meno visto del mio canale, perché a dispetto della narrazione in Italia non si legge, eccetera, però avevo voglia di raccontare questa storia, senza preoccuparmi delle visualizzazioni, eccetera. Quindi non fai, certo ti dispiace perché vorresti invece che quello fosse il più visto, proprio che la gente vuole Tra libero. l'altro mi ha toccato quell'esempio, perché io comunque venendo qua portando un discorso che lei voleva fare quella parigina in America, invece Sì, sì. la fa E una americana a Parigi. persona mi ha scritto un commento commovente, ma non commovente perché dice che io l'ho commosso, il pensiero che io ho commosso una persona per un video onesto, che tra l'altro crea un cortocircuito perché la mia compagna mi vuole più freddo, Valerio mi ha insegnato ma tu Guido ogni tanto lasciati andare, quindi per le persone non vogliono questa compostezza. Mm, No, significa che un po' di qualità noi la aggiungiamo a questo pianeta. Intanto abbiamo messo un po' di buon umore, di bellezza, visto che insomma non è che stiamo avendo un momento facile. Mamma mia.
Quindi ci sarà uno speciale la settimana prossima. Quindi vi consiglio di andare lì e di essere pronti. Vado giovedì dall'amico, però può darsi che faccia anche una cosa prima. Comunque ti ringrazio di averlo segnalato, ti ringrazio che ti sei sentito. Vabbè, tu hai fatto il percorso al contrario, poi lei è rimasta a Parigi. Vabbè, ma sono storie di vita. Un giorno la faremo quella cosa, Valerio. Per ora si chiama Ho visto cose nella vita, dove Valerio suona e racconta io su un testo di Guido di esperienze di vita, di suole, musica, emozioni, calcio. Io continuo a scrivere appunti, sappilo. Se dovessi morire, mio fratello ha l'obbligo di farti recapitare quello che ho scritto, eccetera. Quindi, anche nella mia morte avresti purtroppo un testo da mettere. Ciao. Siamo sereni, vedo un clima sereno. Vedo un clima sereno, mi Non fa per piacere. tutti, non per tutti. Ciao Guido Gentile, piano sequenza. Ringrazio tutti voi, vi abbraccio forte, fortissimo, secondo posto, alla grande, Conte Allegri, quindi tutta una serie di tematiche che rendono questa partita per me molto importante, quindi andiamo con molto entusiasmo domani alla reaction, che è piena di emozioni come sempre, dopodomani all'analisi tattica con molta calma, oppure se mi svegli faccio tutte e due insieme, non lo so. Iscrivetevi al canale, lasciate il like e forza Napoli sempre, perché a prescindere. Amici belli alla ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora. Pensa che serenità, senza errori del piccione, senza le polemiche, ci pigliamo i 3 punti e basta.